Andiamo, amici bellini. Che peccato. Tutti pronti? Marondolo Carmona aiuti tu. Marondolo Carmona non ci ha potuto fare nulla questa sera. Eccoci qua. Allora, usciamo a testa altissima. Lo so, però noi dobbiamo pure ragionare sul fatto che è una frase ricorrente. E se voi avete visto il video lunghissimo che ho postato oggi, l'approfondimento con Guido, che guarda un attimo dietro a quelle che sono state le prestazioni del Napoli sia nel 1987 sia nel 2017, due situazioni completamente diverse. Questa è una terza situazione completamente diversa, onestamente. Io sono stufo di sentire che il Napoli di solito esce a testa alta, quando è dentro o fuori. In questo caso perde a testa alta. Bisogna dire che però, per le mie sensazioni, vale la reaction che ho appena postato. Poi uno fa l'analisi, perché domani uscirà un'analisi molto approfondita. È una partita che ti regala tantissimi spunti tattici. Ecco perché chi poi liquida Ancelotti come un gestore solamente di campioni e fanno tutto loro non è assolutamente così, e l'abbiamo detto bene nel preparare questa partita, nell'analizzarla preventivamente, e mette in condizione i campioni che ha, perché sono campioni, di non darti punti di riferimento, e il Napoli ha avuto delle difficoltà sotto questo punto di vista. Contemporaneamente io sono anche contento perché il Napoli non è uscito dalla partita, il Napoli ha fatto una partita gagliarda. All'interno della partita ci sono stati vari momenti, non è stata una partita continua di attacco, ci sono stati dei momenti in cui hai concesso. Adesso ne parliamo insieme, leggo tutti i vostri messaggi, lasciate i like, però lasciate i like che ci tengo moltissimo, e per sfizio io sono già pronto con gli XG. Ovviamente non è Understat, che è quello che usiamo per la Serie A, ma è SofaScore, che è quello che io comincerò ad usare con più continuità per fare le analisi della partita, perché ci dà più dati e più precisi. Secondo SofaScore, la stessa partita analizzata da Understat sarebbe diversa in termini di XG. Loro calcolano gli XG in maniera leggermente diversa, però parla chiaro, cioè il Napoli ha avuto le opportunità, perché si crea XG per 1,95, quindi quasi 2, i 2 gol che hai fatto. Loro creano XG per 1,23, quindi meno dei 3 gol che hanno fatto. Quando prendi gol con quel siluro, ovviamente tutta l'analisi viene un po' a cadere. 50% di possesso palla per ciascuno, 18 tiri totali, 7 in porta per il Napoli, 5 per il Real Madrid. Su 5 tiri in porta, ovviamente loro ottima percentuale realizzativa, perché fanno più gol. Noi però abbiamo fatto, secondo me, quello che abbiamo potuto, tenendo presente che non siamo all'altezza. Io perché nella reaction scrivo il percorso, questo è il percorso, perché quando noi sulle ali dell'entusiasmo di un grande campionato l'anno scorso, il triplete, vinciamo pure la Champions, quest'anno vinciamo la Champions, questo vuol dire fare il tuo percorso, fare l'esperienza che devi fare in Europa, perché
i dettagli fanno la differenza, perché ci sono giocatori che diventano improvvisamente imprendibili, perché un giocatore che non ti aspetti che faccia un errore del genere, che è proprio Di Lorenzo, che è una nostra punta di diamante praticamente, gli dai il pallone. Se tu fai dei regali al Real Madrid, il Real Madrid ti punisce, magari il Lecce no, ma il Real Madrid ti punisce. Quindi fa parte del percorso di una squadra che è giovane non solo nell'età e nella costruzione di questa squadra che è giovane. Pensiamo alla difesa che avevamo oggi, ovviamente ci sono tanti attenuanti, però io sono sereno dopo questa partita, perché fa parte del percorso che il Napoli deve fare anche in Europa, essere in grado di, e nel percorso europeo c'è anche il rigore, ci hanno dato, ma perché non potevano non darci. Lo vogliamo tenere presente che forse c'era una spinta su Olivera e quel calcio d'angolo da cui poi è scaturito il 3-2 non ci doveva stare proprio? Teniamo presente anche questo, ti stai confrontando contro una realtà che è troppo più grande di te, quindi sotto questo punto di vista per me il Napoli che non esce dalla partita, non si disunisce, continua a fare, mostra anche un certo coraggio in varie fasi della partita, onestamente io ho concluso con gli applausi. Andiamo a vedere cosa ne pensate voi, perché io mi fido anche del vostro giudizio e voglio saperne. Tore Falanga, per esempio, cambi tardivi, Dilo a un gol su Groppone. Esatto, sul Di Lorenzo abbiamo parlato. Cambi tardivi non lo so, nel senso che per me aveva senso Elmas Politano al 70°, quello che sono con te è all'88°, Lobotka Cajuste, Simeone Anghissà e Mario Rui Oliveira, all'88° praticamente la partita ti è finita. Quindi io, detta proprio semplice col senno di poi, avrei fatto Elmas e Raspadori insieme al 70° o entrambi al 75°, ci poteva stare, e infatti mi è piaciuto molto come è entrato Elmas. Zielinski forse era molto stanco, ricordiamo le ha giocate quasi tutte, Zielinski è inamovibile, magari un poco prima gli altri tre, e il Napoli non dispiace anche con il cambio di modulo. Vediamo un pochino. Tore Falanga insiste. Dov'è Diego? Che serve Diego? Bellingham non si teneva manco coi cavi da traino. La sconfitta sta stretta, il pareggio sarebbe stato buono, il Siluro ha un XG bassissimo. È chiaro, è quello è proprio che è quello che sposta, sono tantissime le occasioni che ho scritto sul tacchino. Io ormai c'ho proprio il quaderno, eccolo qua, dicevo io, dov'è Diego? È proprio vero così. Ragazzi, ci devono stare 500 like in chat, vedete se li trovate. È un tema questo, grazie mille Tore, sempre, e goditi la città. Emiliano, quanto è simpatico Rudiger? Forte, certo, ma quanto è simpatico è il suo stile di gioco. Cioè, se tu vai a vedere Zielinski, stile di gioco, testa alta e controllo orientato, Rudiger, stile di gioco, provocazione continua dell'avversario finché non si innervosisce e o si fanno espellere o giocano male, perché ce l'ha proprio, grida tantissimo quando fa un intervento, è proprio uno di quei giocatori là. Secondo me lì Osimhen, che ha accettato lo scontro, alle volte credo che Rudiger l'abbia vinto lo scontro con Osimhen. Quello che avrei voluto vedere da Osimhen, e che l'ha fatto nel primo tempo un pochino di più, è di andare verso Naso, cioè andare, non accettare lo scontro con Rudiger che fisicamente ti tiene, vai cerca di allargarti sul versante più debole, e lì qualcosa di più si creava. Nel primo tempo l'ha fatto, quando poi va 1 contro 1 con Rudiger è facile che lì vince anche la sua esperienza, oltre che la sua fisicità, e anche la velocità per tenerti. Quindi sotto questo punto di vista era difficile. Ottimo l'atteggiamento del Napoli, abbiamo commesso qualche ingenuità e ci hanno puniti. Un gol sull'errore del capitano, un altro che si poteva fermare spendendo un giallo prima. Sì, mi viene in mente Anghissà che insegue Bellingham e là, non lo so, credo che era alla tua portata. Gli tiri una maglietta, te lo porti a casa e poi si vede. Non lo so se era talmente distante. Anghissà
secondo me non una partita eccezionale, però veramente voglio rivedere tutto, perché questa è una partita difficile. Mentre guardi la partita, aggiungici la foga del tifoso, è difficile fare analisi quando guardi Napoli-Real Madrid di Champions League. Però questa è una partita interessante secondo me da rivedere e per fare l'analisi domani con gli screenshot, proprio per capire le distanze, per capire come ti prendevano in mezzo, il lavoro che fa Bellingham anche senza palla, gli scambi che fanno a centrocampo sono di difficile lettura, onestamente. Allora, ma un fallo tattico? Esatto, di questo stiamo parlando, Sebastiano. Mi sono divertito, dice Daniele. Siamo stati top, loro hanno preso il jolly nel mazzo. Esattamente, l'hanno pescato. Ci vuole il mazzo nella vita. Se le giochiamo tutte così, andiamo agli ottavi in ciabatte. Evitiamo le ciabatte, Camillo, perché con le ciabatte anche chissà non performa. Io preferisco sempre mettere le scarpe. Sono d'accordo, e se le giochiamo così sono più le partite che vinci che non quelle che perdi. Hai di fronte il Real Madrid ti punisce, magari un Union Berlino che oggi ha perso, e magari ti puoi concedere qualche sbavatura che il Napoli comunque ha commesso e magari non ti puniscono. Lo so, vedo che Meret è un tema e ne dobbiamo parlare sicuramente. Mi sto domandando l'utilità di Raspadori, occorre prendere una decisione a gennaio. Antonio, che decisione vuoi prendere a gennaio? Che decisione vuoi prendere? Raspadori è stato un investimento fortissimo della società, cioè quest'anno abbiamo anche rinnovato ulteriormente, quindi la decisione il Napoli l'ha presa. Raspadori è il giocatore su cui tu i punti per il futuro. Bisogna capire tatticamente come inquadrarlo. Ancora oggi entra un po' sottopunta. Mi è sembrato quando è entrato che il Napoli stesse giocando con il 4-2-3-1. Diamo il benvenuto intanto a Gabriele Saviano. Vi potete iscrivere al canale, guardate che non succede niente, siete in 520 qua, può essere che ce ne sono un paio che non sono iscritti al canale, che si stanno divertendo così. Iscrivete, anche se siete tifosi delle altre squadre, noi non vi mangiamo mica, anzi noi siamo l'oasi azzurra dove cerchiamo di essere il più obiettivi possibili, non ce la prendiamo con i tifosi avversari che non hanno mai colpe, al massimo ogni tanto ce la prendiamo con qualche squadra avversaria. Io me la prendo con i simulatori, che siano anche i miei. Le simulazioni non le posso sopportare, per il resto si parla di calcio con grande serenità. Iscrivetevi, non vi preoccupate. Esatto, il Braga che batte l'Union Berlino in trasferta, ho esultato come un pazzo, gol nel finalissimo, Braga che fa la partita, Union Berlino che si difende, però il Braga sbraga in difesa, prendono contropiedi sanguigni e letali, e quindi l'Union Berlino l'ha tenuta così. Poi ci sono state varie occasioni da una parte e dall'altra, ha avuto la meglio il Braga, che non molla mai, anche con il Napoli alla fine stavano rischiando di farci la frittatina finale, la siringhetta finale, quindi è una squadra che non molla, che ama giocare a pallone, un pochino fa acqua dietro e quindi ci siamo, però resta sempre per me l'Union Berlino come squadra tosta con più esperienza. Se vedete i rumori, è importante, sono i rumori importanti, con cui dobbiamo, quindi io ho dato il benvenuto a questo risultato del Braga. Nathan ha anche un bel calcio, ha un bel calcio anche preciso. Michele, sì, Nathan è una nota positiva non solo di questa partita ma di quest'ultimo periodo, quando insomma da quando è stato chiamato in causa per forza maggiore. Garcia ci aveva detto che era in teoria già pronto contro il Genoa, però senza Rachmani non voleva buttarlo nella mischia. Adesso siamo costretti, perché Juan Jesus tra l'altro ne avrà di più di tempi di recupero, ne avrà più a lungo, quindi tornerà probabilmente prima Rachmani, che sta facendo terapie e lavoro in campo personalizzato, Juan Jesus solo terapie, quindi tornerà prima Rachmani e dobbiamo capire Ostigard è un altro tema, perché è coraggioso, segna secondo gol di testa consecutivo, bene.
In difesa ancora pecca un pochino, purtroppo si squaglia ogni tanto. Non so quanti difensori avrebbero potuto metterci una pezza nelle situazioni di oggi, però secondo me ad oggi, se io dovessi scegliere, gioco ai football, non so le condizioni degli esseri umani, proverei Ramani Nathan con una certa tranquillità, onestamente al momento. Vediamo quanto manca un Kim sicuramente manca, anche se Nathan fa una grande prestazione. Kim è uno che ti dava tanto a livello di attenzione, di tensione positiva, la linea alta, ogni tanto si prendeva delle licenze ad andare, era difficile da prendere. Kim era un valore aggiunto che in questo momento sta andando così e così con il Bayern, quindi pensiamo a noi, non pensiamo al passato. Nel primo tempo si faticava a chiudere le linee di passaggio a centrocampo, la nostra difesa troppo bassa e i loro attaccanti liberi di muoversi tra le linee e affondare. Comunque la prestazione c'è stata. È vero, e là sono quei momenti interessanti per chi fa poi analisi, il match analyst, vedere tutte le posizioni, vedere come... Perché penso sia la prima volta che affrontavamo una squadra così di difficile lettura, perché Vinicius che fa la punta, Rodrigo che fa la punta, sono entrambi giocatori che amano stare larghi e poi entrare dentro. Bellingham, come lo vuoi chiamare, falso 9, ma in realtà no, perché parte da dietro, oltretutto in fase difensiva. Se tu pensi al falso 9, a quel punto Vinicius dovrebbe essere l'esterno sinistro, invece no, Vinicius resta seconda punta con Rodrigo e si abbassa Bellingham, c'è cross, quindi c'è un lavoro dietro, ragazzi, che veramente chi non dà credito ad Ancelotti secondo me è pazzo da legare. È pazzo da legare, assolutamente sì, Francesco, oggi sì, a me dà fastidio, lo ripeterò per tutta la live, mi dà fastidio continuare a sentire, continuare a dire perdiamo a testa alta, usciamo a testa alta, perché è una frase che poi dà degli alibi anche ai giocatori, e gli alibi no, io vorrei che perdiamo ma impariamo, perché abbiamo fatto delle cose buone, abbiamo fatto delle sciocchezze imperdonabili. Il titolo è stato Ingenui, e io lo so che la maggior parte dei titoli saranno a testa alta, altissima, lo so benissimo, però il mio titolo è Ingenui, perché abbiamo fatto delle cose che non puoi in una serata di Champions fare quei tipi di errori lì. Quindi è un peccato, speriamo però, perché ricordate, perdemmo con il Milan in campionato, io dissi ok, va bene, non dà fastidio per la classifica, non ha importanza, però facciamone tesoro in Champions League, e non ne facemmo tesoro. Quindi questa storia della testa alta, non vorrei che poi uno, vabbè, non ci pensi più, invece no, pensiamoci. E lo faranno sicuramente, noi lo possiamo fare da tifosi, da amanti dell'analisi, però sicuramente lo faranno, si metteranno lì e analizzeranno. Non credo che ci saranno tutta una serie di pacche sulle spalle nello spogliatoio, è andato benissimo, non vi preoccupate, non ci pensate più. Secondo me pensiamoci, anche perché li dobbiamo riaffrontare e vediamo come migliorare, come crescere. One starving Italian, il ciuccio è ferito, ma non è morto. Avrei messo il professore dall'inizio per l'esperienza e la cattiveria. Cheers Valerio. Bel tema, amico mio, e grazie infinite per il tuo supporto, generosissimo. Adesso ti rispondo su Rui, me lo segno, perché c'è anche l'addetto stampa che parla. Buonasera a tutti gli amici bellini, è stata una partita giocata e persa, non voglio avanzare critiche né prendermela con nessuno, ovvio è giusto fare analisi, capire cosa ha funzionato o meno, ma quando si gioca a calcio si vince o si perde, amen, e sono d'accordo anche con Fabio Versatile. Per rispondere a Starving Italian, sì, era il ballottaggio, onestamente io ho capito la scelta di Olivera, perché Olivera prima di tutto veniva da una buona gara fatta in campionato, decisamente soddisfacente. Pensare di regalare un uomo sui calci d'angolo, che sono tutti dei Marcantoni, questi qua sono tutti altissimi, scusate, devo un pochino bevi perché sennò sono tutti altissimi.
il Napoli è tornato a marcare a zona. Se in una delle zone poi c'è Mario Rui sui calci d'angolo, concedi troppo, e questa era un'idea anche di Spalletti, quindi non è che uno dice Garcia sembra che abbia scelto Olivera come suo titolare, secondo me, perché questo discorso si può traslare anche in campionato, non solo per quanto riguarda la Champions League. Io avevo pensato anche io a Mario Rui per due motivi. Un motivo era sicuramente la lingua, ma fammi rispondere anche a Paco. Nathan si è fatto sentire in difesa come se fosse qui da anni, gridando, richiamando i compagni, è stato molto propositivo, avanzando col pallone, da notare le lacrime durante l'inno, stanco di perdere a testa alta. Esattamente, Paco, ti rispondo anche su Nathan e ti ringrazio. Quindi, per chiudere l'argomento su Rui, Starving Italia, per la lingua, perché è bene che parlano la stessa lingua, che capiscono anche la lingua dei brasiliani che stanno nell'altra squadra. L'avete visto il siparietto finale tra Mario Rui e Rudiger? Giusto per, insomma, ci sta, magari Rui fa meno lo spocchio, no, avrebbe fatto lo stesso, però ci poteva stare un Mario Rui lì, anche perché loro non avevano un'ala destra vera e propria, possente fisicamente, che poteva mandare in difficoltà Mario Rui, quindi avresti avuto anche un pochino più di qualità nel palleggio, eccetera eccetera. Però Olivera non mi è dispiaciuto nella prestazione generale. E per quanto riguarda Nathan, sì, assolutamente sì, bene. Noi abbiamo aspettato, non abbiamo dato il giudizio, non abbiamo detto Euvini, non abbiamo detto nemmeno e Thiago Silva, abbiamo detto l'unica cosa che mi sento di confermare rispetto a quello che avevamo detto in estate: o potevo pigliare prima, cioè se questa era la tua idea comunque di sostituire Kim con un giovane che si farà e sicuramente sta dimostrando grandi potenzialità e si farà, lo prendevi un poco prima, ti fiondavi deciso su quello senza perdere tempo sui vari Danzo, Kilman eccetera eccetera, diventa la terza scelta e quindi uno sta preoccupato, dice ma questo non è pronto. Garcia ha capito che aveva bisogno di un pochino di tempo per adattarsi, tutto logico, però mi sembra che può starci tranquillamente nel Napoli. Oggi non era il Lecce, non era l'Udinese, era una squadra tra le più forti al mondo e Nathan non ha sfigurato. Quindi l'avresti magari un pochino prima, magari sarebbe stato pronto un pochino prima, non lo sappiamo, andiamo avanti così e credo che lui abbia oramai guadagnato anche la fiducia dei compagni. Questo mi sembra, perché la sua fiducia già dopo la prima partita completa secondo me l'aveva avuto. Serviva anche la fiducia dei compagni, perché avrete notato, vi ho fatto vedere i numeri, che c'erano più tocchi di palla di Ostigard, quindi il Napoli tendeva più a sviluppare dalla parte di Ostigard, c'era più fiducia. Adesso nelle ultime partite ne ha toccati di più Nathan, quindi capiscono che forse Nathan c'ha pure un piedino un pochino più educato di quello di Ostigard e quindi si può sviluppare. Sotto questo punto di vista scorrono i messaggi velocissimi, perché sono andato lungo e chiedo perdono. Luigi: non chiudevamo le linee, perché non accorciare addosso? L'abbiamo fatto, però a tratti, Luigi. L'abbiamo fatto, la reaggressione alta dei momenti, se tu guardi la reaction, io lo sottolineo proprio, vedo la reaggressione alta, vedo il coraggio, bene. Ci sono stati invece dei momenti, eppure il Real Madrid che ti allunga, il Real Madrid ti allunga, perché loro stanno anche bassi e poi mandano le punte in avanti. Bellingham fa questo elastico incredibile, c'ha 20 anni, è alto, corre come un dannato, fa la fase difensiva, c'ha l'istinto killer del gol, fa assist. Questo giocatore veramente è il più impressionante che sia uscito negli ultimi 20-30 anni, senza alcun dubbio. Cioè è un giocatore che è pazzesco e ti cambia il volto della squadra. Quindi Real Madrid ha costruito intorno a lui, perde Benzema, costruisce praticamente intorno al giovanissimo tutta la struttura, poi gli altri si alternano. Una volta facciamo giocare la punta, quello là che è entrato poi dopo, una volta con le ali che fanno le finte punte centrali, una volta Camavinga a terzino, una volta Kroos, una volta Modric, una volta ci affianchi Valverde, una volta ci affianchi quell'altro, e intorno a Bellingham che si sviluppa tutto. E onestamente è anche logico. I like, ragazzi,
I like subito, vedo che state parlando di Gollini, che però vi devo ricordare che è infortunato, quindi non c'era modo di utilizzare Gollini. Ditemi like un attimo. Il fantacalcio fu Galeotto. Esatto, stesso risultato, anche io meritavo il pareggio. Io avevo deciso di fare le cose con i football, no? Le partite, i pronostici giocati, così sapevamo già le cose e stava anche funzionando bene. Però poi hanno aggiornato le cose, ancora non si possono fare le amichevole fatti bene, non c'è il Real Madrid per esempio, la dovrei pescare random e non funziona più. E adesso abbiamo il fantacalcio che parla al posto di football. Benvenuto The Besto 3, 2, 1, vai. I like 367, pochissimi, non parlo più. Siamo in 700. I like, che cacchio. Ci stavano pure i like preventivi, dovrebbero stare proprio a oltre, no. Sì, non mi ha convinto al 100%. Al di là dei rientri, ci sono state un paio di volte dove scambio con Politano era riproposto, Anghissà invece di lanciare lui con più coraggio è tornato indietro, ha un po' rallentato quelle che sono state le ripartenze del Napoli. Meret malissimo, basta, ha finito le opportunità, non è a livello, tanto vale provare continui. Che esagerazione. Per il resto Osi bullizzato da Rudiger, Gironetto Bullero, il resto mi è piaciuto molto. No, non arriviamo a continui, amico mio. Meret sicuramente non è un portiere irreprensibile. Se andiamo a rivedere i gol, credo che su Vinicius potesse far poco. Il secondo gol di Bellingham non lo so onestamente, tutta la difesa, tutta la difesa così. Sul terzo gol il tiro è fortissimo, sì è centrale, però l'hai notata la deviazione? Perché c'è una deviazione prima di Olivera, poi la devia Meret con la mano sulla traversa e magari senza quella di Olivera tu stavi vedendo il siluro, hai calcolato in quella frazione di secondo che la palla sta andando là, la palla viene deviata un pochino, tu la prendi, però la riesci a smanacciare solo sulla traversa testa. C'è anche un po' di sfortuna lì, onestamente. Altre volte mi trovi d'accordo nell'analizzare, nel fare le pulci sulle uscite di Meret che ti dà poca sicurezza, ma questa volta secondo me non lo so. Se ne può parlare. Nel primo tempo al terzo angolo di bravo Francesco, stessa cosa ho pensato e l'ho pensata anche in positivo, sai, perché c'è stato un paio di volte dove il Napoli ha avuto un po' di calci d'angolo consecutivi e ho detto vuoi vedere che questa volta ribaltiamo noi il destino e i 3 angoli consecutivi significa poi sfondare? È proprio così, alle volte l'analisi anche della storia, avere memoria, ricordarsi di come va il calcio, perché poi il calcio cambiano, le regole cambiano, ma certe cose non cambiano, è importante ed è affascinante guardare indietro, analizzare anche quello che è stato, in modo tale che tu certe cose, non dico te le aspetti, ma affronti anche quello che è il futuro con più serenità, onestamente. Quindi quello è un video secondo me molto interessante che resta lì, non c'è fretta di guardarlo. E sto pigliando solo Francesco Fucci. Alessandro, Anghissà per me inguardabile, troppo lento e ha rallentato molte volte il gioco. Esatto, la reazione di Politano di cui parlavamo. Meret ha troppe colte, soprattutto il primo gol che non copre per niente il palo, ma il primo gol è sul secondo palo. Lui allarga il piede e non riesce a prenderlo, forse lo allarga un pochino in ritardo. Vinicius la mette sul secondo palo. Parliamone, perché io poi a caldo può essere pure che dimentico le dinamiche. E a Madrid gli youtuber aprono con Amigos Bellingham, bravo. Mannaggia. Sera Enzo, non c'era il calcio d'angolo, esatto, ne abbiamo parlato anche io, secondo me è un falletto, cioè quello che se fosse nell'altra area chiameremmo rigorino, probabilmente
poteva anche non esserci, però andava la pena vederlo. Sul tiro la palla va al centro, Meret deve andare coi 2 pugni e deve mandare la palla in angolo. L'arbitro dopo il 3-2 ha favorito il Real. Vabbè, dopo il 3-2 c'è stato anche lo show di Kepa, che prima si prende il giallo per perdita di tempo, poi si butta a terra e dice c'ho una cosa nell'occhio e già. Da queste cose, da una grande squadra che ti batte sul campo se decide di farlo, non c'è problema, approfitta degli errori e ti distrugge, e lo fanno anche con merito. Preferirei non vederla, ecco, preferirei vedere una squadra che ti batte e basta, e invece no, il pallone, si ferma il gioco, il pallone, controllo che il pallone così, la Spadore proprio piglia questo pallone e gioca, giochiamo. E a quel punto avrei voluto vedere anche Meretti in attacco alla Provedel, perché tanto perdi 4-2, perdi 3-2, credo che cambi poco nell'economia, anche se i tiri, la differenza non lo so. Partita giocata malissimo da entrambe le squadre, spero solo dia una falsa convinzione di essere forti, ma per me male. Non ho capito, speri dia una falsa convinzione, nel senso che ti dia comunque fiducia, cioè i nostri giocatori si convincono che siamo comunque forti e quindi ti porta comunque un beneficio. Perché dici male? Io non sono d'accordo. Malissimo da entrambe le squadre, non lo so. Squadra coraggiosa che ha provato a fare il proprio gioco. A Di Lorenzo è mancata l'esperienza di capire che alcune giocate non vanno forzate contro avversari del genere. Ottimo Nathan col giallo addosso, dettaglio non trascurabile. Valentina sicuramente col cartellino giallo ha giocato comunque con grande serenità. L'unica colpa che posso dare a Meretti è non essere dominante caratterialmente come un Magnano, anche Nonata, ma non è eccessive colpe sui tiri in sé. Sono d'accordo. Vedere come loro hanno esultato al gol del 2-3, più che farmi arrabbiare per il gol, mi ha reso orgoglioso del nostro Napoli. Voglio bene a Meret, gioca nel Napoli, lo sostengo, però oggi è la deviazione, ieri è uscito male, l'altro... lo so, hai ragione. Antonio, tu hai ragione nell'analisi, perché poi ognuno sembra sempre trovare la scusa, oppure ogni volta c'è un motivo per cui lui risulta incolpevolette. E c'era questa battuta che girava sui commenti da un amico bellino e ci sta come sarcasmo, anche per farci una risata, che poi alla fine è sempre incolpevoletta. E allora mettiamo all'interno della valutazione di un portiere anche un po' di fortuna, mettiamoci anche l'attirarti la fortuna. Come te l'attiri la fortuna? Te l'attiri anche con la presenza in campo, col farti sentire che nell'area piccola non c'è storia, la palla è tua, e quindi quando ti fai sentire togli un pochino di certezza e togli un pochino di coraggio agli attaccanti, che in un modo o nell'altro è come se con Meret tu stessi dicendo agli attaccanti: ma noi proviamoci, fate conto, Casimiro nel 2017, Vesino l'anno scorso, adesso Valverde, e ringrazio Vito per il saluto prima del che fare. Buon che fare, amico mio, un abbraccio forte. Quindi è come se io devo dire, non ne parlo tecnicamente di Meret, ma ti dico anche, può essere che il suo atteggiamento in campo non dominante, come si diceva pure qualche messaggio prima, dia un po' di fiducia agli avversari, che dici: ma io ci provo, che tanto male che vada, succedono fatta una deviazione o guaglione sfortunato e mi va bene a me. Potrebbe essere fatale. Ho letto un messaggio che diceva fatale. Allora sì, non ti preoccupare, questo è il classico messaggio che arriverà: meglio perdere oggi che domenica contro la Fiorentina a testa altissima. Tra l'altro, Francesco, questo che è un messaggio che sentiremo dire in TV o in generale dai tifosi, e va bene, è anche condivisibile, perché in campionato siamo molto in ritardo, mentre in Champions, io voglio dire, se arrivi primo tanto meglio, però quelle che sono poi le due partite fondamentali sono con l'Union Berlino. Ora l'Union Berlino l'ha perso lo scontro col Braga,
immaginavamo un Braga praticamente a 0 punti e invece hanno fatto qualcosina. Devi comunque importi contro il Braga di nuovo e con l'Union Berlino 2 volte, e lì possiamo parlare di sconfitta che non ti fa male, che non fa niente, te la porti a casa e te la accetti. Con la Fiorentina, per esempio, non puoi steccare, ed è una partita molto molto importante, perché in campionato siamo comunque, sì, siamo terzi, tutto a posto, ma avete visto com'è compressa la classifica e basta pochissimo per uscire da quelle 4. Siamo ancora molto in ritardo se facciamo ancora un discorso di scudetto, e quindi attenzione, perché è una Fiorentina in fiducia. Ho fatto un'analisi, già ho cominciato a fare l'analisi della Fiorentina, perché anche lì sarà interessantissimo il campo, l'analisi tattica, perché Italiano concede qualcosina. E quindi speriamo anche di vedere una partita bella, spumeggiante, un colpo tu e un colpo io. Però c'è adesso l'idea del difensore che va in avanti a chiudere l'azione, quindi ancora più avanti. Non è nemmeno più il difensore di Guardiola, difensore centrale che diventa centrocampista centrale, addirittura finisce a chiudere l'azione Martinez Quarta. Quindi interessante da vedere, da studiare e da capire come, perché lui dice il difensore non lo seguono, questa era anche un'idea di Gasperini, il difensore mio centrale è difficile che un attaccante lo segue fino alla fine nella sua area. Vediamo se Garcia chiederà questo ad Osimhen, vediamo se ci sarà Osimhen, se sarà Simeone, Raspadori, vediamo. Non voglio prendere sempre gli stessi nomi, io capisco che però alcuni nomi sono più determinati nello scrivere, altri preferiscono ascoltare, ma mi interessa, vedi Necerbo che dice ero allo stadio, avevamo troppa paura il primo tempo nonostante il gol, bene la cazzima mostrata nel secondo, non abbiamo sfigurato, anzi, ricordando che il City prima di vincere nel 2023 aveva perso nel 2022. Tu comunque ti stai proiettando verso stiamo vincendo a Champions League l'anno prossimo, o quest'anno addirittura, che abbiamo perso l'anno scorso, la vinciamo quest'anno. No, io credo che siamo ben lontani dal competere per vincere la Champions League contemporaneamente. In via generale è un discorso che secondo me è plausibile, perché fa parte del percorso, come per il City, che comunque pieno zeppo di campioni, ha dovuto pagare dazio di esperienza anche lui, e il Napoli fa parte. Queste sono le partite che deve fare il Napoli, del percorso di avvicinamento verso le grandi. Devi stare sempre là, ne giochi 5, ne giochi 10, su 10 4 le vinci, cominci a vincere, una ti gira bene, le altre le perdi, una la pareggi. Piace. Ti darei uno spunto, casomai ti interessante. Potresti andare a valutare la media realizzativa di Osimhen nei big match, top 5 di Serie A negli ultimi 3 anni e mezzo. Ho una mezza idea. Allora Fabio, sì, su Osimhen se ne parlava, è facile per me, non ho bisogno di andare indietro nel tempo. Possiamo farlo con precisione sicuramente, ma era una frase ricorrente prima dell'anno scorso. L'anno scorso Osimhen ha fatto i gol alle grandi e quindi tutti quanti muti, zitti, non si poteva dire più questa cosa, ma prima dell'anno scorso c'era questa cosa, Osimhen con le grandi segna poco, c'era anche però, e lo dobbiamo ricordare per onestà, che giocò poco con le grandi, perché negli anni precedenti a quello dello scudetto Osimhen ha giocato poco perché era spesso infortunato nei momenti clou. Il quando tu affronti una determinata avversaria che è in grande forma o che non hai i tuoi giocatori di punta disponibili, quindi Osimhen sì, probabilmente non ha grandi medie realizzative contro le grandi squadre, non so quanto ne abbia giocate in effetti con le grandi squadre. L'anno scorso questo discorso non valeva più. Se tu mi chiedi di tornare ultimi 3 anni e mezzo, vuol dire che la tua idea l'ho capita. Sei d'accordo che in certe situazioni il fallo va fatto? Sì, soprattutto sul loro secondo gol, un po' colpevolioso che non esce. Ostergaard sì, ma prima di lui secondo me chissà. Felice, tu devi andare su Spotify o su Apple Music o dove ascolti la tua musica, e se non hai una di queste app puoi andare semplicemente su questo canale YouTube. C'è una canzone che si chiama Messico 86 si vede là, no? C'è una canzone che si chiama Messico 86 dove io dico proprio questo: spendilo un fallo e speriamo sia giallo. Arriva il momento in cui devi prenderti le tue responsabilità,
l'avversario ti sta scappando, l'occasione ti sta scappando, aggredisci, vai, buttati e vediamo cosa succede. Non lasciarti andare l'avversario o le opportunità così scivolare addosso, perché poi non sei più padrone del tuo destino. Invece bisogna farlo, bisogna spenderlo il giallo. Quindi accettare anche che in qualche modo è un sacrificio personale che fai per la squadra e per il risultato della partita. E ringrazio Luigi per un supporto senza messaggio, che comunque è apprezzatissimo. Cerco di prendere nuovi nomi, i famosi nuovi nomi. Le sostituzioni sono state un messaggio importante. Sul 2-2 fai cambi offensivi, carattere e incoscienza non mi importa, ma il messaggio era chiaro. Così il Napoli ha dominato gli ultimi 20 minuti. Sì, però i cambi offensivi che dici tu, cioè Elmas Politano, è un cambio secondo me che non va letto in offensivo o difensivo. Vedi, questo è Luigi di prima. Quindi posso continuare a risponderti. Elmas Politano cambia poco, secondo me, a livello tattico, perché ad Elmas puoi chiedere sia di attaccare e di entrare dentro, sia di difendere. Quindi Elmas secondo me è perfetto. Raspadori Zielinski è un cambio che puoi considerare offensivo, perché Raspadori ha a tutti gli effetti una seconda punta, però anche lui si adatta a ripiegare e a stare un pochino più a centrocampo. Quello che poi effettivamente è l'atteggiamento, è il messaggio che mandi alla squadra, è quando tieni Osimhen e mandi dentro anche Simeone, e quindi ti metti effettivamente, perché Simeone è al posto di Anghissà, quindi levi un centrocampista, metti una punta, ti metti con le due punte, dietro agisce Raspadori, resta Kvara in campo, ci aggiungi Rui, che quindi dovrebbe garantirti un po' più di cross, un pochino più precisi e più costruzione, Caiuste per poi aiutare, perché eravamo rimasti a due lì con Elmas, e quindi era a tutti gli effetti 4-2-1-3, se vogliamo. È molto interessante, si può sviluppare. Domani mi divertirò moltissimo, però questo cambio qua l'hai fatto all'88esimo e quindi c'era poco tempo per vederli quegli automatici. Cioè mettere Simeone all'88esimo è un po' disperazione. Capisco che non fai arrabbiare Osi, non fai arrabbiare i tifosi, e ci sta, però ci sta. Sul 3-2 Garcia lo fa, me lo aspetto. È sul 3-3 o sul 2-2 che non so se arriva il cambio con Simeone. Capitemi bene. Fortuna, Anghissà, scarpe, ciabatte eccetera. A me sul lavoro, se faccio schifo, non fanno le battute. Può capitare la partita storta, no, una sì e 5 no, irrispettoso nei confronti delle cose che sputano il sangue come Politano. Allora, Fortuna, io non credo che sia una questione di mancanza di rispetto. Anghissà è così. Io lo so, fa male accettarlo. Anghissà, se fosse stato Anghissà con le scarpe, noi teniamo questa battuta e quindi la sfruttiamo perché è facile per descrivere il suo stato di forma. Se fosse stato Anghissà con le scarpe, probabilmente sarebbe rimasto in Premier League o sarebbe stato nel mirino di squadre che puntano a vincere la Champions League, perché è un giocatore dominantissimo, che ha tecnica, che ha fisico, che ha personalità, tutto questo. Attacca e stacca, perché fa parte evidentemente dei suoi difetti. Non ha difetti tecnici, tattici, forse il tiro. Non ha grandi difetti calcistici, forse ha un difetto nell'entrare in partita, nel dare sempre. Alle volte abbiamo detto forse si è gestito, forse l'anno scorso non aveva un panchinaro all'altezza di soffiargli il posto. Arriva Garcia, io spero che Caiuste possa farlo anche per formare alla grande, perché Caiuste magari ti invoglia e dice: se io non faccio il massimo così. Però Garcia è uomo di Anghissà, o meglio viceversa, Anghissà è uomo di Garcia, quindi Garcia non se ne libererà mai. Siamo di nuovo inquadrati nei titolarissimi e Anghissà è uno di questi. Quindi secondo me va accettato per quello che è, e sono con te, nel senso, non è che se faccio schifo al lavoro,
al di là di quello che può essere il rispetto, Anghissà è uno di quelli che deve rientrare nelle rotazioni. Se non performa come deve performare, si può togliere anche al 50esimo, si può togliere al 45esimo e fa entrare un Cajuste che secondo me ha la voglia di far bene. E non parlerei però di mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, perché non credo che lo faccia di proposito. Fa parte delle sue caratteristiche, lo dobbiamo accettare, altrimenti sarebbe costato 60 milioni, avrebbe preso almeno 9 di ingaggio e quindi ci siamo come queste cose qua. Devo ringraziare ancora Luigi che insiste nel farci vedere Diego, e vediamo un attimo se i like sono arrivati a 500. Siamo arrivati a 500. Ah, col Berlino al 94, quindi tu stai parlando del Real, Giuseppe. Oggi vittoria con 100 deviazioni, è vero. E su un calcio da viziato non va. Possiamo dire che questo Real ha più culo che anima? Sì, onestamente sì. Però non è una novità, non ci dobbiamo sorprendere, e fa parte anche della storia di questo club. Se voi ascoltate il video che ho postato oggi di 40 minuti, 40 minuti, ma che io tengo tempo così, lo dovete vedere come un podcast, ve lo mettete in macchina, lo mettete in play e guidate, oppure state facendo i servizi, cara, per i ragazzi, dice, cara, faccio io l'aspirapolvere, mi mettete le cuffiette, così, oppure, caro, faccio io, porto io l'aspirapolvere, per esempio, no? E vi ascoltate un podcast dove ci sono gli approfondimenti. Andate a vedere, io non avevo assolutamente memoria né nozioni di un Real Madrid che sistematicamente perdeva 4-1 all'andata, vincevo 4-0 al ritorno, les remontades del Real Madrid. E molta è forza e consapevolezza della forza di una società e di una squadra, molto è pure mazzo, però, cioè, se succede così vuol dire che il mazzo si costruisce con la consapevolezza, sai, la fortuna te la devi andare a cercare. Rispondi a Fortuna, a ripetizione lo stesso messaggio. Luigi, credo di averlo fatto, credo di averla pescata, Fortuna. Non fate arrabbiare gli amici bellini con lo spam, ragazzi. Io cerco di leggere il più possibile, ma siete per fortuna tantissimi e sono orgogliosissimo di tutti voi. Tra l'altro do uno sguardo anche agli eventuali vocali, se gli amici abbonati vogliono intervenire. Credo sia stato, dice Alessandro, il miglior Napoli contro un forte Real Madrid. Il pareggio sarebbe stato giusto, Meret non ha nessuna colpa, va bene così, il Napoli sta crescendo, giocare con Real rinforza la mentalità. Nel discorso del percorso ci siamo e sono d'accordo su questo. Il miglior Napoli non lo so, perché quando Di Lorenzo fa quell'errore, quando lasciamo andare in sgroppata Bellingham, non può essere il miglior Napoli. Noi il miglior Napoli lo abbiamo visto con l'Udinese, dove anche lì e qua vedi che è bello per me fare le live e di non fare le analisi con me stesso. Luigi, abbiamo capito. Non fare le analisi con me stesso, ma le live mi ispirano, mi istigate con delle cose così. Vedi che il Napoli non apprende. Perché? Perché il miglior Napoli l'abbiamo visto con l'Udinese. Però cosa è successo con l'Udinese? Che Samardžić fa il gol della vita e io dico, facciamo i complimenti a Samardžić, perché più che trovare l'errore dei nostri, e allora forse no, troviamo l'errore dei nostri, diciamo che uno di quelli tra Anghissà, Lobotka, Ostigard, poi Nathan, tutti quelli che potevano intervenire su Samardžić dovevano intervenire, non gli puoi far scattare tutta la squadra, perché è successo di nuovo, è successo l'anno scorso con Leao, e allora ora con l'Udinese ovviamente non ti cambia nulla, perché prendi un gol dopo che ne hai fatti 3 e poi ne fai pure il quarto. Con il Real Madrid è decisivo, perché con il Real Madrid è decisivo, allora va bene, però non è il miglior Napoli, perché il miglior Napoli non concede tutto questo, non regala come non regalammo a Liverpool, e fai quello che devi fare.
così mi piace tantissimo, che così si cresce nella sconfitta e nella vittoria. Piro, Mike, Channel, ciao, grande partita nostra, purtroppo di ha fatto un errore fatale, nel complesso meritavamo il pareggio, episodio di Olivera dubbio, peccato, ma contento di tutti, sono fiducioso. Pasquale, a me sinceramente interessa solo che sia tornata la freschezza atletica, tema a te carissimo Pasquale, quello dello stato di forma proprio fisico dei ragazzi, perché probabilmente con la freschezza ti riescono anche delle cose che tu in testa ce le hai, ammesso e premesso che delle cose proprio tatticamente nuove le stiamo vedendo, a partire da una cosa semplice come la marcatura a zona uomo, quindi delle differenze le stiamo vedendo, però è chiaro che se sei in crescendo anche come condizione fisica ti riescono meglio tutte le cose. Vocale inviato. Giacomo, però io ho deciso, e mi dovete perdonare, di dare la possibilità dei vocali agli abbonati, perché mi supportano tutti i mesi costantemente, e quindi cercate di capirmi. Voglio dargli qualcosa in più perché hanno le emoticon, il canale Telegram, e poi non riesco a sdebitarmi più di tanto. Il gol delle Arl è irregolare, c'è fallo sullo Botka nel calcio d'angolo, ulteriore fa, quindi non parli Stefano della spinta su Olivera che porta al calcio d'angolo. C'è un fallo sullo Botka nel calcio d'angolo, questo non l'ho visto, quindi lo rivedrò. Salemakers, Salemakers che cosa? Come le serpentine, anche Salemaker ci fece lo shampoo, assolutamente, ce lo ricordiamo. Sì. Cambi un po' me. Garcia ha detto che ha messo Elmas perché punta all'uomo e poteva fare espellere Camavinga. Non è possibile che abbia detto questo, perché Camavinga era già stato sostituito. Ora posso essere pazzo io, ma in reaction io ho detto: ha tolto Camavinga, ha messo Mendy, capisco che adesso togli Politano e metti Elmas. Fatemi controllare, perché se sono pazzo, ma è facile da vedere. Esatto, e al 64esimo esce Camavinga ed entra Mendy, al 70esimo entra Elmas. Quindi se Garcia ha detto così, o era un momento di distrazione, oppure era l'idea di mettere Elmas 6 minuti prima e non l'hai fatto in tempo, e nel frattempo poi loro hanno risolto la cosa e hai fatto lo stesso la sostituzione. Ma non ha senso questa risposta, evidentemente un po' distratto. Non era meglio Lindstrom, che su quella fascia dribbla meglio, braccino corto? No, capisco come punto di vista, nel senso che Lindstrom è più dribblomane rispetto ad Elmas. Elmas lo fa, punta all'uomo, Elmas fa un po' di tutto. Sono fissato con Elmas, mi piace assai Elmas, è la verità, Elmas fa un po' di tutto. Lindstrom bene, però Lindstrom ancora, io mi sono divertito moltissimo. Vediamo se ve lo posso far vedere questa cosa, perché l'ho fatto vedere in TV e a Canale 8, e onestamente non so chi di voi l'ha vista questa cosa, ma non ha indovinato nessuno dei presenti in studio di chi si tratta. È bello questo, perché queste sono le hit map degli esterni destri del Napoli e non ho messo i nomi. Allora tutti quanti dicevano: adesso ti dico io questo chi è, e nessuno l'ha indovinato. Ora, senza voler prendere in giro i presenti in studio, perché non è facile, però nessuno ha avuto quella cosa a dire: ho capito di chi si tratta. E io qua, la mia domanda era: chi di questi 4 mettereste contro il Real Madrid? E poi alla fine ognuno aveva la sua convinzione, a prescindere da quelle che sono le hit map. Ora ovviamente le hit map non ci dicono tutti, perché queste sono partite diverse, contro avversari diversi, momenti diversi della partita, però all'interno di queste hit map, credetemi, ci sono le caratteristiche dei giocatori. E facciamolo sto giochino. Capite?
Capite chi sono? Non lo so se siete pronti. Comunque, fatevi le vostre risposte in testa. Ecco, per esempio, Francesco dice Politano, Lindstrom. Quindi metteteli in ordine, cioè primo, secondo, terzo e questo qua il quarto, l'ultimo. 1 Politano, state dicendo. Vediamo. 1 Politano. Lo so, assegni i numeri, ma si capisce, 1, 2, 3, 4. Si capisce. Lindstrom in basso, Politano, quindi diciamo solamente il primo, facciamo per ordine, dai, il primo, quello là sopra di me. 3 Lindstrom, quindi 1 Politano. Politano, Raspa, Lindstrom, Elmas. Andiamo a vedere, Marco. Politano, Lindstrom, Raspa, quindi siete tutti d'accordo che il primo è Politano. E avete ragione. E già, onestamente, lasciatevi da solo un like, perché voi, tutti voi, cioè la community in toto, vi siete presi tutta Canale 8, ve la siete messa in tasca e adesso ve la potete portare a passeggio a prendere un gelato, perché nessuno dei presenti in studio era riuscito a capire, a intuire che questo era Politano dal 58esimo contro l'Udinese. Bravi. Ora andiamo anche per esclusione. Il secondo, questo qua, lo metto sempre sopra di me. Bravo Baby Fox. Andiamo al secondo. Lo so, Danilo, perché uno poi può seguire anche le cose, però alcune... Bene, Chef dice Raspa, quarto Raspadori, Politano Raspadori, Lindstrom, Raspa 2, Raspa, Elmas, in senso orario, Raspadori, Lindstrom, Elmas, Politano, 2 Lindstrom, Raspadori, Raspa, quindi c'è una maggioranza di Raspa e io vi rispondo che questo qui è Lindstrom contro l'Udinese, i primi 58 minuti. Quindi vedete, Lindstrom si è impegnato, è tornato anche un po' più indietro, ci sono stati momenti in cui è stato sulla linea, però poi vedete come è attratto, vedete il puntino rosso attratto a chiudere l'azione al centro dietro la punta, ce l'ha proprio di suo. E quindi, non è nemmeno una cosa sbagliata, perché lo fa anche Politano, lo fa Kvara dall'altra parte, però essendo destro, quando vai a tagliare verso il centro hai un pochino di difficoltà a distreggiarti. E ricordiamo un'altra cosa, che di Lindstrom il problema reale è che non ha dei numeri sui cross molto interessanti. Il cross non è il suo pezzo forte. Se tu vuoi utilizzare sul binario di destra, un po' come utilizzavi Lozano, un giocatore che va, che può andare sul centro, che può andare sul fondo e portare la palla al centro con un cross, non è la sua cosa preferita. Può impararlo, può cercare di migliorare, sicuramente sì, vediamo. Nel frattempo Politano si fa preferire perché fa entrambe le cose. Quindi questo era Lindstrom. Siamo rimasti con gli ultimi due, che sapete chi sono. Mettiamo prima questo qua e vediamo come... L'ha detto Ascana e poi se si sarà sbagliato, sì. Purtroppo ragazzi, io la reaction la faccio in diretta, quindi quello che dico così, potevo essermi sbagliato anche io, ma controllando con l'app, ve lo dico che era già uscito. Allora, ci siamo, 3 Raspa, 4 Elmas. Allora, non dite coi numeri, ditemi quello là sopra la mia testa chi è. Vediamo, Elmas e Raspa, Elmas, no, Di Lorenzo no, perché stiamo parlando solo degli esterni alti. Elmas e Raspa, Elmas, bravissimi. Questo è Elmas nei primi 45 minuti con il Genoa. Ricordiamo che fu ammonito e quindi fu sostituito al primo tempo, e quindi qua già vedete una cosa, vedete anche la disponibilità di Elmas nel momento in cui serve, ancora più di Politano, che ricordiamo Politano qui
che la fa tutta la fascia, torna anche indietro, però ancora più di Politano Elmas ha la disponibilità di andare fino in fondo. Ricordiamo che praticamente lui là va a prendere quel cartellino giallo proprio nei primissimi minuti. Quindi Elmas che sta lì, che può accentrarsi, ma che sta più disponibile a rimanere sulla fascia e anche a dare una mano e a fare la copertura. Quindi togliamo Politano, togliamo Elmas e resta Raspadori. Sono i 67 minuti con il Bologna. Resta esattamente quello che è il tipo di gioco di Raspadori, cioè partire un pochino dal centrocampo, allargarsi quando si può, ma tende anche lui ad andare verso il centro, che è una situazione naturale proprio per le sue caratteristiche. Quindi tutto ciò è molto molto interessante e ci divertiamo e cerco di farvi, perché le sensazioni vanno benissimo, vanno tutte bene, sono tutte rispettabili, ma i minuti sono i minuti e la sostituzione avviene, se avviene non si può negare. Le posizioni medie, se le app che le fanno, perché non mi metto io là, però se le app se l'app della Serie A non mi dice una stupidaggine, questa è la realtà dei fatti e su questo deve lavorare Garcia per capire come tenere ampiezza, essere pericolosi e non perdere equilibrio, perché devi anche tenere presente che ti attaccano su quella fascia e devi anche fare le preventive, la fase difensiva è una cosa preventiva. Dai, ma esatto, Paco, ma onestamente non c'è dubbio proprio. Utente senza voglia, mi allargo tantissimo, propongo, non prevedo perché non conosco Garcia come la pensa. Kvara l'ha giocata tutta, Kvara sempre in campo, Lindstrom a sinistra al posto di Kvara, insisto, fatemelo vedere. Fatemi vedere Lindstrom, lo so, parti con la Fiorentina senza Kvara in campo, Kvara deve giocare sempre. Un attimo, vediamo i numeri, vediamo se c'è stanchezza. Io l'ho visto un po' stanco nel finale, secondo me ha fatto una partita comunque buona anche oggi, però hai speso tanto, non hai vinto, non hai recuperato il risultato, quindi le tossine, le tossine anche mentali restano. Secondo me ci sta tutta la decisione di adesso far partire in panchina Kvara e te lo puoi giocare nel secondo tempo, mica lo bocci, te lo puoi giocare nel secondo tempo più fresco contro una Fiorentina che avrà corso molto. Fammi vedere Lindstrom a sinistra, che secondo me sta più a suo agio, secondo me può essere un'idea. Vado controcorrente, si può dire che il Napoli non ha fatto gol veri su azione, al contrario loro. L'anno scorso contro il Liverpool li abbiamo disintegrati senza paura. Ha fatto gol veri su azione, allora giusto Massimo, però fare gol perché il Napoli fa gol con Ostigar e fa gol sul rigore, fare gol sui calci d'angolo era una cosa da tenere presente, nel senso che loro concedono il calcio concedono un pochino di disattenzione sui colpi di testa specialmente, e io che avevo fatto l'approfondimento contro il Girona, mi ero studiato anche il Real Madrid contro l'Atletico Madrid, tutta una serie. Morata segna Griezmann di testa che si trova in mezzo ai due centrali e c'è un centrocampista che manca nel Real Madrid, quindi questo è uno dei loro punti deboli, quindi sono contento che sia arrivato anche così il gol, uno dei gol, cioè sul colpo di testa, sul calcio piazzato, perché questo è uno secondo me dei punti deboli di questo Real Madrid di quest'anno, e voglio sperare che Garcia abbia detto andiamo forte. Tant'è vero che c'è anche il colloquio, Nathan Garcia dice ma mi volevi anche a me, cioè saliamo tutti e due, sia io che Ostigard, sui calci d'angolo, perché lì c'è stata la discussione. Non lo so se Garcia gli ha detto uno alla volta, per carità, oppure se ha detto sì, andate tutti e due e lasciate qualcun altro a coprire, perché era proprio uno dei punti che dovevi sfruttare, perché se Real Madrid lo aspetti hai visto che ti fanno, ti distruggono. Se li attacchi volano le penne, se li attacchi invece sono fallibili, e l'abbiamo dimostrato, però gli abbiamo regalato, purtroppo è così. Allora mettere sullo stesso piano il Liverpool dell'anno scorso con il Real Madrid di stasera non ha senso, e anche questo è vero, perché era un Liverpool che ci aveva un pochino
sottovalutato, ed era un Liverpool che onestamente, proprio con il senno di poi, guardando quella che è stata la stagione loro in generale, non era il Liverpool, dicevo, Liverpool è un Liverpool un Liverpool che rispetto a questo Real, che non lo so quanto Real, però sono comunque primi in Liga e primi a punteggio pieno nel girone, e un motivo ci sarà, onestamente. Marietto doveva entrare prima, che ne pensi, Vale? Sì, all'88esimo non ha senso. All'88esimo non ha senso. Se tu hai l'idea di fare più cross perché metti Simeone e quindi Olivera ha fatto una buona partita, però ha meno precisione nei cross, almeno rispetto a quello che ci ha fatto vedere finora, rispetto a Mario Rui, mettilo almeno all'80esimo, se non lo vuoi mettere al 75esimo insieme a Raspadori. Quindi sotto questo punto di vista sono d'accordo. E guardate, avevo preso proprio le cuffiette perché lo sentivo, però non lo vedo, cioè lo vedo ma non lo vedo. Eccolo, lo vedo, adesso lo vedo, chissà se è frizzato, proviamoci. Risultava un po' frizzato, sì. Adesso aggiustiamo, come si dice, miglioriamo il collegamento. Quando in TV o in radio dicono adesso miglioriamo il collegamento, che significa miglioriamo il collegamento? Attacchi e stacchi, come anche sa, perché non è che ti vai là nei meandri tecnici e aggiusti il bandwidth del collegamento internet con gli ospiti vari. Ciao Guido. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare tutte le ditte di infissi. Sta arrivando l'inverno, gli spifferi. Canisciuno e fissi, vai. Partirei dalla fine. Di valutare con estrema calma e serenità una sconfitta che comunque è una sconfitta, 0 punti di ranking UEFA per quest'anno e per i prossimi 5, no? Perché il punteggio che noi accumuleremo quest'anno lo scaleremo fra 5 anni, e dato che il Milan è a 36 nella famosa corsa per il campionato del mondo per club, noi 31, non prenderemo punti questa turno di... per quanto mi riguarda, io ve l'ho detto dal primo momento, noi la qualificazione ce la giochiamo col Berlino, le 2 partite, prima fuori casa e poi in casa, e tra l'altro sarà per loro l'ultima spiaggia perché hanno già 2 sconfitte. Esatto. Che se ne dicono, cerchiamo di evitare le frasi fatte. Io sono allergico non solo al polline, al pesce, anche le frasi fatte, no? A testa alta. Sì. A Madrid io ho sentito varie persone quando ci sono stati sorteggi hanno stappato lo champagne, perché sai, se beccavi il City come prima fascia rischi di arrivare secondo, no? Hai beccato il Napoli e ti classifico come prima. Non è questa, diciamo, non era il nostro obiettivo arrivare ai primi, ma dobbiamo prendere di buono quello che si è visto nella partita, anche negli errori individuali, che sono quelli più facilmente correggibili. Perché non capitano a tutte le partite che De Lorenzo sbagli proprio concettualmente prima ancora che tecnicamente il passaggio. Esatto, il passaggio verso l'interno non è possibile. Un po' se l'è chiamato un collega, le giochi tutte, sei un robot, eccetera. Lui mannaggia, hai ragione, stavo dimenticando sto passaggio. Scusa, Valerio, questa, lo sai che non mi metto mai a fare diatribe con le cose, però lui cercava di nascondere i vari... Ragazzo meraviglioso, sia chiaro. Perciò, per dire, gli errori individuali, soprattutto di questi ragazzi che giocano ad alti livelli ormai da tanti anni, io non ne farei una tragedia. Quelli che adesso diranno Meret non è buono, come dire, calma ragazzi, calma. Napoli ha fatto vedere tante cose buone nella relazione, ha fatto un grande secondo tempo, e la partita dove è andato molto più vicino alla vittoria con il Real Madrid nelle 4 sfide precedenti. Ecco perché noi abbiamo fatto quell'approfondimento che abbiamo postato oggi, e andando a ripercorrere quelle cose qui, il Napoli è cresciuto rispetto a quelle altre prestazioni. Oggi è la classica partita, e poi la analizziamo bene, dove veramente tra la vittoria, il pareggio e la sconfitta ci sono state piccole sfumature, e di nuovo c'è andata sfortuna, no? Potremmo recriminare che sull'angolo c'è una grande spinta, però, su Olivera, però cerchiamo di invece analizzare in modo diverso la partita. Queste squadre le batti
non con le frasi in conferenza stampa, le domande, le sensazioni, le paure, perché uno potrebbe risponderti che Ancelotti è un signore, no? Vogliamo contare le finali che ha Real Madrid in tutte le competizioni del Napoli, credo che sarebbe mortificante, cioè tra Coppa del Re, Coppa di Spagna, Supercoppa di Spagna, come è stata abolita, Coppa UEFA, Coppa dei Campioni, Champions League, Supercoppa Europea, Coppa Intercontinentale che poi è diventato campionato del mondo, e Napoli tutte queste coppe non ce l'ha, può fare solo qualche finale di Coppa Italia e Supercoppa italiana, e una finale fortunatamente vinta in Coppa UEFA, quindi cioè pensare che una squadra che ha questa attitudine a giocare costantemente ogni stagione, anche quelle dove non raccoglie trofei, comunque delle finali, dei derby all'arma bianca con l'Atletico, si prenda paura per il Napoli, si accontentano quei tifosi, non ci accide nessuno, però Ancelotti, come chi lo sostituirà, si fa una gran risata. Non te la Tra l'altro lui l'ha detto apertamente, ha detto noi siamo abituati a queste partite. Invece noi dobbiamo analizzare le cose che ci interessano, cioè queste squadre le batti, ed è capitato a volte quando abbiamo battuto il Liverpool, eccetera, quando alzi moltissimo il tuo tasso tecnico, che significa, se uno si riguarda la partita, tanti passaggi anche apparentemente semplici, sempre più precisi, anche quel mezzo metro di imprecisione, no? Dice, vabbè, tanto quell'azione non è pericolosa, ma è la costante di avere una precisione così chirurgica per molti minuti di seguito, no? Per molte che le grandi squadre hanno, possono anche non avere, perché per esempio oggi Real Madrid ci sono stati interi momenti della partita dove ha accettato di stare alle corde e il Napoli teneva palla molto bene, appunto quando ha alzato questo tasso tecnico, prima ancora che tattico. Però sono anche quelle squadre che quando decidono, detto questo è il momento di colpire, la palla la fanno vedere, perché ripeto, se noi ci soffermiamo sull'episodio del calcio d'angolo, e possiamo anche farlo, no? Ma lì anche il potere politico, però non vediamo quello che c'è stato prima, cioè un Real che per quei 5 minuti dove aveva accettato precedentemente di stare alle corde come un pugile, però poi ha alzato un attimo il baricentro, il ritmo, e ci ha nascosto la palla, e quelle azioni continue di una precisione anche proprio molto semplici, però anche quel passaggio dove tu sei costretto un attimo a tornare indietro, no? Quel dribbling sbagliato. Queste squadre hanno una caratura tecnica che noi ancora non abbiamo, e quindi le batti quando tu alzi durante la partita la tua caratura tecnica, andando anche al di là a volte delle tue possibilità, e becchi una giornata un po' sfortunata. E siccome noi abbiamo avuto per larghi tratti della partita una qualità del gioco che ci fa ben sperare, ecco, l'insegnamento è quello, non abbiamo battuto il Real Madrid, l'Urlo c'è, non c'è nessuno, che è retorica che fa ridere i polli e non il mondo. Invece quello che ci interessa è il campo, quindi che i ragazzi si convincano che hanno nei piedi e nella testa, perché poi comunque dal calcio si gioca principalmente con i piedi, le possibilità per fare uno step successivo della qualità del gioco, diciamo. Quindi abbandonare sempre di più, e mi fa molto piacere il capitolo Spalletti, e lo ripeto per chi non si fosse messo in ascolto nella puntata precedente, non stiamo bocciando, non è riconoscenza, non è cinismo, anzi lo ripeteremo sempre, riconosciamo tutti i meriti umani e sportivi al mister, e non potrà mai entrare in un bar a Napoli se tutti faremo gare a offrirgli qualcosa, eccetera, quindi non è questo. Però Di Lorenzo ce l'ha detto, il nostro capitano, ci dava fastidio questo continuo riferimento nel male e nel bene, prima nel male, no? Invece quello che deve fare scattare nella testa dei nostri giocatori è la consapevolezza che nel corso della stagione loro possono fare degli step progressivi per aumentare la qualità del gioco, che non ti porterà, e lo dobbiamo dire con serenità, non perché io voglio portare sfortuna, di solito lo porto bene, a vincere la Champions, però ti porta a fare molto bene il campionato italiano, che è quello che ci interessa. Quindi certo, stasera l'amaro in bocca c'è perché hai perso, il pareggio sarebbe stato oggettivamente più giusto, sono piccole sbavature che ti sono andate male, anche qualche errore, come abbiamo detto, individuale, però si vede una bella luce in fondo al tunnel, e su questa luce bisogna riflettere che cosa serve per farla diventare una luce che per molte ore del giorno rimane accesa nella tua casa e non un episodio sporadico. Io da questo ripartirei. Infatti i numeri
Però è importante anche vedere la partita, e poi ti lascio subito la parola a Valerio. Tra l'altro confortano. In questo caso, vedete, i numeri non sono numeri steri, 8 tiri, perché per esempio un tiro di Kvara, che è uscito di pochissimo, anzi ha sfiorato toccando la rete esterna del porta, tiro forte, non di quelli strozzati, ciabattati, eccetera, per dire, è stato un altro tiro ben parato dal portiere. La qualità oggi si è vista. Ci sono stati degli errori individuali, ci sono stati dei momenti dove comunque il Real ti ha nascosto la palla, ma è il Real Madrid che paura non ha, penso, in nessuno stadio, figurati nel Napoli, paura di battere il Napoli. Te lo possono anche dire. Tra l'altro Ancelotti è stato, secondo me, anche in questo un gran signore di non fare quella retorica accomodante per far contento qualche collega. Quindi ripartirei da questo, Valerio. Poi sulla partita ciascuno può dire la sua. Ad esempio, pure secondo me, o hai il coraggio di cambiare un po' prima oppure a questo punto vai fino in fondo. Non riesci, alla fine è entrato all'88esimo, anzi non solo Simeone, ha fatto un cambio molto intelligente, 3, anche perché non poteva giocarsi altri slot, no? Infatti non ho capito al 70esimo Elmas e al 75esimo Rasp, questa è l'unica cosa che o te li giochi entrambi in uno slot e così non c'hai ok. Posso dirti la mia, secondo me, ma sbaglierò, questa, ma scusa se ti interrompo, è che stava giocando troppo bene lui, secondo me non voleva cambiare Zelinski, lì per equilibri di squadra devi far cambiare, e infatti il Napoli ci ha perso Raspa non ha trovato la mattonella, mentre Elmas ha trovato la mattonella. Guido Gentile, non sto bocciando nessuno, ma uno deve valutare la partita. Ci sono una partita dove un giocatore rende di meno, rende di più. Lo si dice in basket, quando tu trovi la mattonella incominci a martellare in sospensione il tiro, il jump. Secondo me poi è anche giusto dare un po' di minuti agli altri e far rifiatare, però secondo me è stato un po' indeciso, perché in quel momento la squadra stava giocando bene. È vero, anche Politano, per onor del vero, stava giocando bene. E secondo me, adesso riflettevo, per il fatto degli slot, avendo fatto 2 singoli, poi ha aspettato molto di più per fare gli altri 3, altrimenti rischi l'infortunio, rischi di rimanere senza la cosa. Quindi abbiamo ricostruito. Il terzo è figlio del secondo. Esatto. Esattamente. Bisogna ragionare sempre con calma, no? Numeri spiccioli, Guido: 8 falli, un giallo, 3 gol subiti in 96 minuti con Real Madrid. Non li ho letti io, però pochi falli, right? Giusto? Right. Però ragazzi, posso dirvi una cosa, no? Ho detto, questa è la dimostrazione dell'ottimo lavoro che sta facendo Valerio, pessimo, io non so perché poi Valerio mi chiama, è la smitizzazione di tutte le cose che sentite in televisione. Sapete quest'anno la squadra che sta facendo più falli nel campionato italiano? Il Verona. Guarda, ha cambiato allenatore. Sapete la scorso anno la squadra che ha fatto più falli? Il Verona. Anche se quest'anno non ha lo stesso allenatore, perché è andato l'allenatore del Lecce. Non lo cambi un DNA, siccome dice che c'entra col Napoli, ma non si è detto l'anno scorso col Milan potevi fare fallo sulle AO, eccetera. Questa cosa, questo cambio e questa mentalità molto più internazionale, più portata a giocare il pallone, è nata con Benitez, dove ci fu proprio un cambio drastico, anche perché ci fu una rivoluzione non solo tecnica e tattica, ma anche di tanti uomini. Quindi vedete che nonostante è cambiato Garcia, con tutti i Garcia out che abbiamo sentito questa parola, comunque il Napoli ha questa predisposizione. Garcia ha detto delle cose molto interessanti in conferenza stampa, anche il capitano Di Lorenzo, che mi piace perché con serenità, anche in una partita la meno brillante rispetto ai suoi standard, con serietà, senza nessuna polemica a fronte alle telecamere, che ha detto io preferisco perdere così, che ho giocato la partita, piuttosto che nascondermi. E Garcia su queste cose qui ha detto no, io preferisco che i miei giocatori, no, abbiano questa propensione a giocare il pallone, io non li colpevolizzerò sull'errore fatto. E allora una squadra che ha questa predisposizione, anzi l'errore che a volte non siamo andati con troppi uomini ad attaccare, no? Però tu sei con Real Madrid e non ti vuoi prendere imbucate. Allora questa idea ma poteva fare il fallo, è un po'
è chiaro che dal divano di casa fare fallo, ma un giocatore che ormai è abituato a voler giocare al pallone, a cercare l'1-2, a cercare giocate di qualità, non è così istintivo nel fare fallo. È ovvio che semplicemente da casa dici, beh, però se mi facevi fare di trattenere una maglietta, però se tu hai quella abitudine, significa che durante la partita, e finisco, farei molti più falli piuttosto che azioni costruttive, quindi sarai un altro tipo di squadra. Se tu valuti il singolo fallo, chiunque di noi dirà poteva fare fallo con questa. Sì, però di nuovo siamo un po' superficiali, perché quel tipo di giocatore è più abituato mentalmente, poi tatticamente, anche Maradona poteva fare falli, ma di quanti Maradona faceva falli, quanti falli faceva per una partita, sarebbe stato un altro giocatore. Chiaro. Guido, comincio a prendere un po' di domande, di considerazioni. Gennaro mi dice, fai presente con le tue possibilità un problema di casse per la curva A. Non so, però in effetti anche via televisione, io con la Paramount Plus ho sentito volumi bassi proprio di tifo e non lo so quanto stesse effettivamente spingendo il San Paolo, il Maradona, non il San Paolo, perché il San Paolo era potente, il Maradona, io insisto e me ne prendo tutte le responsabilità, è una lagna, perché è una lagna, è una lagna assoluta che non aiuta la squadra. Però mi suggeriscono questo problema di casse e aggiungo, Guido, per sfizio, uno sfizio che avevo dimenticato diverse settimane fa, mi hanno detto abbiamo una vittoria, cioè la N sulla bandierina, e quella è una vittoria tutta nostra personale perché nessuno l'aveva detta assolutamente, però abbiamo perso un'altra cosa che un amico bellino ci teneva tantissimo, le reti con la strisciata azzurra. Adesso abbiamo solamente la rete bianca, così mi erano molto belle, perché questa è una cosa che cominciò a fare la Roma, no? Giallo-rosse, sì, non so perché. Perso questa cosa qua e un amico bellino la rivoleva perché lui è affezionato e l'abbiamo segnalata. No, non sono affezionato, sempre un segno di identità. No, gli amici bellini erano affezionati. Dico, non metto in dubbio, ho detto, ma a parte quello, ho detto un segno di identità, non parlo solo dei propri colori, nel senso che sono tante piccole differenze che poi caratterizzano il tuo stadio rispetto a uno stadio anonimo, no? Siccome questi colori, alla fine il colore della Lazio è molto più chiaro, come è celestino, non azzurro, no? E quindi quante porte della Serie A sono, e tu sai che anche se inquadri solo la porta, sai che è la porta del San Paolo Maradona. Quindi io non valgo nulla, però sposo questa campagna di riportare la rete della porta, delle porte del Maradona San Paolo, come sono state negli ultimi anni, è vero. Guido, tema Anghissà. Pierluigi dice era così alto per dettame tattico o perché aveva perso le misure. Nel primo tempo è stato un fattore negativo. E un altro amico, Gabriele, dice non mi è piaciuta la posizione di Anghissà, messo uomo su cross che si abbassava ad impostare con i difensori e Zambo lasciava prateria a centrocampo oltre a secondo me, però ripeto, non è per ignama, perché sono quelle cose, vedete, siete più tecnici voi che quando si fanno nelle conferenze stampa. Pure secondo me nel secondo tempo è cresciuto molto, nel primo tempo non so se anche lui non ha trovato la mattonella, erano dei compiti che poi Ancelotti è stato anche molto bravo oggi, dobbiamo dirlo, tatticamente con la squadra, perché questo Real Madrid è camaleontico. Però è vero che questa distanza non idonea, almeno sempre dall'esterno, da quello che vediamo noi, si è fatta sentire, e poi comunque tutta la manovra del Napoli ha avuto più difficoltà nell'interdizione, pure secondo me. Però sarebbe da chiedere se ci sono state delle direttive seguite che poi le controdirettive di Ancelotti hanno messo in difficoltà. Nel secondo tempo ci sono stati dei cortivi, ha funzionato meglio, Lobotka era sempre più basso di lui, ha fatto un recupero palla che ha messo quasi in porta Kvara. Poi tu devi sempre considerare che dall'altra parte c'è il Real Madrid, no? Che insomma lui aveva in mente qualcosa e quelli non te l'hanno fatto fare. Però non penso per svogliatezza, no? È sempre una questione. Una cosa che invece volevo farti notare, visto che stai parlando di anche aspetti puramente di, diciamo, di stadio di campo, ho visto parecchio rovinato in due zone poco prima della tre quarti e altre due zone poco prima della tre quarti il prato del Maradona, cosa insolita visto che è sempre tenuto a uno specchio perfetto.
so se l'hai visto, questo mi preoccupa un po'. Jacopo ti dice: il Real sceglie di stare alle corde come Muhammad Ali in When We Are Kings 1975 contro George Foreman. Accettò di stare alle corde e sapeva quando uscire e colpire. Questo signore, Valerio, ti ha citato uno dei più bei documentari che tra l'altro vinse l'Oscar qualche anno fa, che, visto che insomma la citazione è sua, almeno ti devo rispondere, dell'incontro del secolo di pugilato, quando Ali, tra l'altro in Africa, cioè tra l'altro c'è tutta una metodologia. Dovrei farci uno speciale, ecco, su questa cosa, piccolo speciale, anche una mini finestra. Mio fratello dice: ma fai cose brevi? Ecco, io poi sono diventato molto più timido del solito. È vero, tra l'altro lui si preparò, rimase lì un mese ad allenarsi, perché quell'incontro fu rimandato perché Foreman si infortunò e lui, Cassius Clay, Muhammad Ali, poi come dopo la conversione si è sempre chiamato, rimase lì e lui incominciò a vincere psicologicamente la gara, ed è un grandissimo documentario, recuperato, che vinse l'Oscar come miglior documentario nell'anno di competenza, che non è il 75 che è l'anno dell'incontro, giusto? Ci segnalano che probabilmente è una questione di irrigatori per quanto riguarda, però noi ci piace segnalarlo, come l'amico Bellino sul giustamente l'impianto audio, che in una zona è meno performante, e noi ci preoccupiamo della efficienza dei nostri giocatori, che non può essere penalizzata da una minore tenuta dello Stato. Guido, tu mi parlavi, poi infortunato, quindi si rimanda l'incontro di pugilato. C'è stata la conferma di quando è stata rimandata la Supercoppa? Perché intanto c'è questa domanda, scusa, poi... Sì, no, me la perdevo, quindi tieni presente, tanto la tua memoria non la perdi. Sarebbe interessante fare un approfondimento con Guido sul caso del Barcellona che è riso per corruzione. A questo punto io non ci avevo pensato, facendomi bestemmiare dal mio vero genio in famiglia, mio fratello, che entrò in contatto con uno dei più grandi penalisti che abbiamo in Europa, che ha detto che è una persona deliziosa. Ve l'ho già raccontato questo aneddoto, però lo racconto per chi non quella sera non c'era, che è venuto a tenere una lezione di diritto penale all'università. Non c'era il rettore, mio fratello ha fatto le veci sia del preside che del rettore. Fu una scena molto simpatica, perché diceva, no, si scusava, era molto imbarazzato, ha detto: però così risparmiamo 2 saluti istituzionali da una sola persona. Questo professore è un luminario, un mostro, ha fatto una lezione 3 ore e un quarto, tutto in italiano nonostante il spagnolo, e poi sono andati in giro e chiese a mio fratello, che non è tifoso, di andare a vedere ovviamente il murales storico di Maradona, quello nei quartieri spagnoli. Chiacchierò e poi gli disse che lui è nel consiglio di amministrazione del Barcellona, che stava uscendo perché non erano piaciute delle cose, solo che mio fratello è totalmente ignorante di calcio, quindi poi mi chiamò: ma che è successo? E disse poi questa famosa frase, quasi scusandosi, pensando che mio fratello fosse tifosissimo eccetera, però ho detto, omaggiò Diego come è giusto farlo, ho detto: però Maradona da noi non ha creato una religione, disse proprio questa frase. Se si dovesse fare, sarebbe carino, mio fratello mi manderà a quel paese, comunque fare una telefonata a questo professore, perché non solo è di materia di diritto penale, era nel consiglio di amministrazione, uno dei soci non solo socio, ma nel consiglio del Barcellona, e sicuramente avrà molti più dati veri, non qualunquistici, quindi una telefonata sarebbe il caso, quantomeno io proverò a farla, in modo tale da darvi delle informazioni fresche, vere, non bypassate da 3000 cose, e poi tipo il gioco del telefono, è partita una parola, è arrivata un'altra cosa. Tra l'altro il caso è molto delicato, quindi bisogna, il rischio, quello che è stato detto, è un rischio anche molto serio, cioè addirittura di radiazione. Quello che io ho pensato, ma c'è solo un pensiero personale, visto che ho sempre subito il fascino proprio del Barcellona, intanto come filosofia, più di un club sportivo, che se fosse vero, mi sembra che poi sono caduti nell'inciampo che fece Moggi, no? L'unica cosa giusta che disse: io dovevo difendere la Juve, nel senso, per difenderti da questo strapotere politico eccetera, il Real Madrid non dovevi imbrogliare pure tu. Spero che non sia vero, perché verrebbe a cadere proprio una filosofia che andava al più dello sport del Barcellona, però con calma, perché vorrei raccogliere delle informazioni molto precise, molto serie,
molto anche storiche, e c'è già molta disinformazione sul calcio italiano, non aggiungiamo pure quella del calcio straniero. E qui chiudo. Sulla Supercoppa aspettiamo, perché cambiano continuamente, qua si mettessero d'accordo, quindi non lo devi chiedere sempre a me, ma sempre a Gravina. Io non ho questi poteri, Valerio. L'ha detto Stampa, nel frattempo ha scritto 57 argomenti in 2 righe e non sono riuscito a leggerlo. Fabietto, riscrivilo come messaggio normale e ti ringrazio. Valentina dice: che ne pensi degli interventi di Meret? Secondo me non poteva fare molto di più, forse andare giù un po' più velocemente sul gol di Vinicius, però gli arriva anche molto vicino. Secondo me Guido là poteva tirare Bellingham, aveva tutto lo spazio. Bellingham fa il passaggio a Vinicius, si avvicinano ancora di più alla porta. Quando vi dicevo che con queste squadre le batti quando tu alzi il tasso tecnico, infatti vedi, hanno una serenità di fare giocate molto difficili, perché tra l'altro, e dici bene, sei in una parte del campo, sei arrivato già molto vicino alla porta, è rischioso quel passaggio, perché se non la dosi bene è sempre un po' lungo, però se lo fai in quella maniera lo metti in porta in una condizione dove, se non sei uno scarparo, la tocchi con semplicità, non hai bisogno di tirarla forte, la piazzi. Sul gol, chiaramente un determinato personaggio, se l'avesse fatto Ospina, dire invece vedete, secondo me ha poche colpe anche sul gol preso, un po' sfortunato, ma non tanto per la palla che ti rimbalza sulla traversa e fa autogol, perché è molto coperto, la palla prende anche una leggerissima deviazione, se vedete le riprese del basso, leggera, ma quel tanto ad spostarlo è anche molto forte, a dimostrazione che non è sempre il fatto che tu prendi un gol sul tuo palo che non puoi prendere un gol, e uno deve vedere tutta la dinamica del tiro, perché tu puoi prendere anche un gol sul tuo palo, ma non ti ha tirato una fucilata a Battistuta che tu non hai proprio il tempo di reazione della mano, no? E prendi un gol blando, lento, zoppicante sul pallo lungo, dove insomma bastava fare un salto, un po' di esplosività. Quindi anche lì guardiamo l'azione, non c'è una regola, il gol sul primo palo è colpa del portiere, sul suo palo è colpa del portiere, guardiamo che cosa ha preso, un po' di sfortuna. I gol del Real sono gol belli, chiaro, il secondo si poteva far meglio prima, no? Nella cosiddetta marcatura preventiva, nel fermarlo prima, però siamo tutti bravi a parole. In effetti io sono d'accordo con questa considerazione di Vittorio. Oggi paghiamo la fortuna col Braga, perché alla fine, se mettiamo sul piatto che sul Braga abbiamo rischiato tantissimo nel finale, eravamo stati sfortunati nel primo tempo, molto fortunati nel secondo tempo, e adesso tutti a Berlino, speriamo autorite di Bonucci, forza Napoli, West London, azzurra. Però la cosa che ci deve, diciamo, fa ben sperare è che la qualità tecnica e la continuità del gioco rispetto alla partita con Braga oggi è cresciuta molto. Certo. Quindi ma abbiamo perso. Però l'importante è continuare su questo. Ti lascia proprio la sensazione opposta rispetto alla vittoria col Braga, che era obbligatoria perché con Real tu te la giochi, ma col Braga dovevi vincere, quindi dovendo scegliere a bocce ferme, bene così. Ripeto, questo è un suggerimento che non so se ci sentiranno mai, mi piacerebbe dare ai nostri ragazzi, intendo i giocatori, se si riescono a isolare da tutte le voci, le malignità, e si concentrano sulla qualità che hanno messo in campo, e chiaramente correggere gli errori di squadra, quelli tecnici singoli. Ripeto, io non ci darei, ti sono costati la partita, ma non sono quelli che ti preoccupano, cioè rivedremo quante volte lo farà Di Lorenzo nelle 38 partite di campionato. Spero che comunque non gli facciano più questa domanda in conferenza stampa, perché poi uno se la tira, quindi su quelli non c'è manco bisogno di parlarle, cioè lo sa lui, non è che Gassieri deve spiegare insomma, cioè, tanto che non hai domande, che devi ripetere una cosa che sanno tutti, anche le pietre. Assolutamente. E se loro si concentrano su questo e proseguono e capiscono, vedete Zelinski quest'anno sembra finalmente quel giocatore che il maestro Sarri disse, detto lui, se si convince, se capisce che, perché danza letteralmente sul pallone, sta avendo una continuità di gioco, e anche sempre col sorriso, ha battuto un rigore quasi perfetto nel senso che
insomma, siamo anche qualcuno di noi è vecchierello, quindi ci deve pure tenere un po' calmi, no? Perché un centimetro di più il palo è interno, però quello non lo prendi mai, nel senso, lo prendi solo se il portiere si ferma lì, dice non me lo tirai su questo palo, perché più preciso di così veramente non si può, è all'ultimo millimetro possibile del palo interno. Vediamo la partita con la Fiorentina, una partita difficilissima, dove Napoli sei saltato sulla Fiorentina che non... Aspetta. Vediamo. Abbiamo recuperato l'addetto stampa. Hanno parlato ADL di Lorenzo. Real Madrid grande squadra, gioca benissimo, Ancelotti gentiluomo e grande allenatore. Osimhen rinnova, quindi questo penso sia la parte che abbia detto ADL, perché non credo che Di Lorenzo possa intervenire su Osimhen. Colpa mia, mi assumo le mie responsabilità, chiedo scusa ai tifosi, penso sia la parte di Di Lorenzo. Quindi se mi confermi queste parole qui di ADL... Sì. L'ho sentite pure io, l'ha intervistato un giornalista spagnolo. Ma è vero che quando poi viene intervistato dagli altri è un pochino più... Nessuna parolaccia col sorriso. Ma perché secondo me stima molto poco determinati colleghi. E questo è uno dei puntini che Guido ci ha insegnato da quando sta qua. Cioè, non la stima dei colleghi... Perché fatevi un po' un riavvolgimento nel nastro, andate a vedere, ma è possibile che non sono tantissime, però le interviste straniere sembra un monaco buddista, e non gli scappa proprio mai. Detto com'è possibile? Quindi lui ce l'ha una possibilità. E hanno dato, che poi non l'ha accettato, no? Il Tapiro. Sì. E Striscia ha fatto un piccolo servizio con tutta una serie di parolacce, che poi sono una parte minima, no? Perché poi non è manco difficile fare una cosa del genere, perché sono talmente tanti gli episodi in cui è sboccato De Laurentiis, e questo ci fa pensare, no? Se uno non lo deve necessariamente sempre incensare e difendere, se non fosse mai stato intervistato in Italia e all'estero, non avremmo trovato mai niente, ma un vaffo, come dire, ma sì, lui ha detto queste cose come Di Lorenzo, ti avevo riferito prima, con molta serenità, affrontato le telecamere, non si è nascosto, ma io proprio oggi gli voglio più bene, cioè non quando partita da 8, lì siamo tutti bravi, perché adesso tu vedi lo spessore umano e la forza caratteriale di un giocatore. Quando tu becchi il gol da centrocampo, dall'incrocio dei pali, siamo tutti bravi. E siamo, anche perché Zelinski quest'anno il migliore anno da quando sta a Napoli, è in scadenza, senza rinnovo, adesso può andare da DL e chiedere di più, che merita. Della Lazio, dobbiamo capire se va a gennaio o a giugno, quindi non c'è. No, non c'è. De Laurentiis, ma andare alla Lazio per me sarà un dolore enorme, ve lo dico. Quindi non è che Guido Gentile, no, io non faccio mercato, però stranamente ogni volta che dico un giocatore ci ho beccato tutti. No, hai sbagliato Simeone. Sì, meno male. Detto fortunatamente, anche se voleva andare via, però lì c'è il fatto che probabilmente Osi e si sono messi di traverso. Ma io sono l'uomo più felice del mondo che Simone è rimasto, che sia chiaro, quindi proprio io ho stappato lo champagne, sono contentissimo e sarà un dolore enorme sia umanamente che calcisticamente. Se noi lo andiamo a fare alla Lazio, facciamo un regalo assurdo, cioè per un piccio di De Laurentiis. Spero di sbagliarmi, però di nuovo vi dissi quello che è successo per Albiol e Mertens. La società, togliamo Valerio, io non contiamo niente, conosce tutti i pregi umani, familiari, caratteriali, tecnici, tattici, calcistici, i parametri fisici, i test di resistenza, tutto, e anche i difetti di Zelinski, quindi non ha bisogno di nulla, no? Lui è rimasto perché comunque non vuole andare la compagna, la moglie in Arabia. Se volevano farla questa cosa, la società l'avrebbe fatta. Io non vorrei che poi qualche tifoso un po' credulone, no? Qualcuno mi ha detto ha fatto vedere il presidente la mail di Mertens, però vi manca tutto il prima, perché se tu poi vai da Zelinski e gli offri un rinnovo a 800.000 euro, non dico che dici da 4,5 passi 2,5, lui si deve, dice vabbè, accetto questa, però porto fino a scadenza della mia carriera. Là è umiliante.
Sarà umiliante, allora praticamente lo scostringe ad andare via, quindi tu devi far vedere anche il prima. Allora, ma voi avete visto invece quanto è stato offerto veramente? Perché è uscito un bell'articolo di Antonio Corbo, nulla possiamo dire di Antonio Corbo, perché è un giornalista di grande razza, grande esperienza, che sta sempre fuori dai litigi, dalla volgarità, quindi citiamo una persona al di sopra di ogni sospetto che ha una carriera specchiata. La ricostruzione che ha fatto su Insigne, l'ammutinamento è molto diversa da quella che è stata raccontata ed è troppo simile a quella che raccontai io. Quindi vanno raccontate tutte le cose, non solo la parte finale, perché altrimenti la cosa è un po' sbilanciata. Io spero che rimanga Zelinski. Sta finalizzando di meno rispetto all'anno quello di Gattuso, che continuano a chiamare Ottusango, però mi sembra che lo scudetto gli ha fatto, ecco, lo scudetto gli ha fatto proprio bene a lui. E io faccio complimenti a Umberto che dice che l'italiano è la sua seconda lingua, second language, capisco benissimo la cosa e apprezzo, I appreciate your effort, brother. English is my second language, e quando devo fare il video su Osimhen mi rendo conto di quanto l'accento sia pesante. Nel frattempo ringrazio Gianfranco Bianco per il suo supporto, e questo, Guido, è un tema che era caro a noi da prima, ancora sempre da prima, anche Spalletti, anche nello scudetto abbiamo detto Di Lorenzo ha bisogno di riposo ogni tanto, quell'errore è suo, ma non parte da lui, ma dal sovrautilizzarlo. E io sposo questa cosa, perché se abbiamo detto che non sono robot, e lo ha detto anche Garcia, sono parole che Garcia ha subito sposato, tra l'altro non ci ascolterà, però ci troviamo. Gli facevi fare mezz'ora a Zanoli su uno dei 2-4-0 che stavi vincendo, secondo me. Well, if you prefer, we can speak English. No, per un iscritto no, dobbiamo rispettare i 543. Probably Valerio and me think very lot of people don't understand what we say, so we prefer speak in Italian. So, sì, Di Lorenzo, io sono d'accordo con te, ogni tanto quel quarto d'ora, quel 15 minuti, perché per fargli mantenere sempre una certa costanza di brillantezza, in realtà a tanti giocatori, non perché li stiamo bocciando, sarebbe meritevoli, no, dargli quella, però solo 5, già 5 sono tantissime come sostituzioni, però questo ragazzo, pensate che non è solo quest'anno, ormai sono troppe stagioni che le fa tutte, tranne quel... Anche in nazionale, aggiungiamo. Sì, è assurdo. L'ho trovato veramente fuori luogo quella domanda. Lui era molto educato, molto imbarazzato. Tra l'altro, una domanda che non ha senso. Già quelle famose domande che già contengono la risposta, no? Ma quanto è importante. Guido, io non l'ho vista questa cosa. Sul terzo gol, secondo te era fallo su Lobotka? Perché io mi stavo concentrando sull'eventuale spinta di Olivera. Mi citano parecchi commenti che ci fosse qualcosa su Lobotka in aria al momento del cross di Modric, prima che la palla arrivasse a Valverde. Però lì la fisicità la voglio rivedere pure io, perché il punto è che la spintarella su Olivera è abbastanza evidente, poi lui prende la palla con la schiena, no? Ed è angolo, però ho detto non l'avrebbe presa con la schiena se non l'avessero spinto, non sarebbe caduto in quel modo. Però diciamo con i sé, ormai la partita è finita, abbiamo perso. Su queste cose fortunatamente, ragazzi, non si deve intervenire, nel senso che sia fallo sullo bot, non sia fallo, l'allenatore lì non ci può far nulla. È molto più grave quando una squadra commette sempre un certo tipo di errori, non so, nel prendere un gol in certe scalate, il tema, insomma, dopo un mese uno dovrebbe avere imparato. Su quelle cose fortunatamente se fallo né l'allenatore né un giocatore può far nulla. L'allenatore non è che può dire adesso riproviamo perché spezziamo la linea, non siamo bravi, pensiamo di tenere fuori gioco, invece incappiamo sempre e abbiamo preso 4 gol sbagliando la linea fuori gioco. Quindi queste sono cose che si spera poi vengano corrette se l'arbitraggio ha qualche sbavatura, però è sempre Real Madrid, sempre qualcosa. Vedete quanto si prendono paura tutti lo voglio rivedere pure io, perché sì. Detto voglio capire bene la partita ormai è finita, sono molto più preoccupato e concentrato sulla Fiorentina.
Mi fido molto di Francesco, che è sempre molto attento, anche con i dati. Non perdevamo in casa in Champions League dal 2 novembre 2017 contro il City di Guardiola, delle 18 vittorie consecutive in Premier. E questo anche per chi aveva detto ma questo non è un Real forte come quello là dell'epoca. Attenzione, l'abbiamo abbastanza debancato questo, perché sì, erano dei nomi a cui noi siamo affezionati, ma questo Real è altrettanto no, abbiamo perso in casa con l'Arsenal, con Ancelotti allenatore. In casa perdemmo 2-0 lì e 1-0 in casa. I quarti di finale di Europa League. Ah, mi ricordo, fu brutta, ma forse lui si riferisce solo alla Champions. Sì, vabbè, in Champions League, però sempre una sconfitta in casa, perché eravamo usciti in Champions e facemmo l'Europa League. Sì, a me le sconfitte in casa mi fanno proprio arrabbiare, quindi da un punto di vista statistico eccetera, però ho detto in casa purtroppo ne abbiamo perse, poi per dire un'altra. Sì, quella mi sono permesso di correggere un signore su un commento del video che tu hai fatto sbagliando ad ospitarmi, quello su Real Madrid, perché dicevo Shigulam, no, quello Shigulam perché io c'ero, l'unica volta che ho visto perdere il Napoli quando si ruppe il ginocchio con Manchester City, non se lo ruppe con la partita con Real Madrid dove la terminò tutti i 96 minuti. Stavamo anche facendo una grande partita prima che uscisse Gulam, tra l'altro. Un saggio una volta disse: il calcio è esercizio del potere, e Ancelotti nel pre disse: il Real è un'istituzione in Champions e questo aiuta. Unite i puntini e capite. Sì, però diciamo concentriamoci sulle cose buone. Io ricordo un Sergio Ramos che si prende, si porta giù, non un giocatore qualunque, non di una squadra qualunque, Salah con Liverpool, gli rompe una spalla, Salah esce, cambia la partita. Mi ricordo un Atletico Madrid Real che stava vincendo, poi fanno 1-1, 3-1, mi ricordo un Bayern Monaco con Real Madrid, dove tra l'altro era Ancelotti allenatore del Bayern Monaco, una delle poche volte dove si è arrabbiato perché hanno fatto proprio di tutto, di peggio, cioè ma gli anni quelli degli anni 80 voi non potete immaginare, io me le vedevo con le partite molto peggio, anche perché era risissimo avere la possibilità di vedere queste partite, perché non c'erano tutti i network che te le trasmettevano, quindi dovevi chiedere un favore a un amico, te la registrava, ti mandava la cassetta dalla Spagna, quindi quel saggio mi è molto simpatico, però ho detto oggi sono sbavature, diciamo. Non potete aspettarvi che gli arbitri davanti al Real Madrid hanno di colpo, diciamo, una soggezione reverenziale al contrario. Gianfranco, che ringrazio tantissimo, lui ci dà la sua testimonianza: ero in curva B e come diceva Valero ormai è una lagna. La Salernitana fa The Wall, ricordiamo, l'abbiamo vista, ecco che arriva Diego, la Salernitana fa quella coreografia e noi The Wall era, perché è una new era, tra l'altro è la new era, e quindi è un attimo. Io ringrazio la testimonianza di Gianfranco, e veramente non lo so come si fa, perché poi ci sono stati dei momenti, Guido, sono successe anche cose inimmaginabili, come l'incontro cordiale tra ADL e gli ultra, insomma, strette di mano, fotografie, quindi è possibile anche immaginare una rivoluzione sotto quel punto di vista, tutto è possibile. Invito seriamente i tifosi, gli ultra, quelli là proprio deputati a fare casino e a incitare la squadra, mettetevi d'accordo e guarda che siamo molto indietro, e oggi guardavamo l'Union Berlino sono un tambur battente che ti dà la carica per 90 minuti, noi non più. Io vi posso riportare la mia esperienza, diciamo, in questo caso di tifoso, che poi è diventato cronista, anche se mi occupo di altro, però sempre la memoria me lo dico, di quando i tifosi del Bayern, e non era stato costruito ancora l'Allianz Arena, venivano a Napoli per studiare il San Paolo, il tifo infernale, lì possiamo dire così, perché era oggetto di studio, e infatti l'Allianz Arena, nonostante è uno stadio bellissimo, fanno bel baccano, c'erano delle caratteristiche, Valerio, del nostro stadio, per esempio il calore, eccetera. Una di queste caratteristiche storica, proprio per almeno 40 anni, è stata sempre la fantasia. Negli striscioni molto belli, no? Uno poi è diventato il titolo di un libro, no? Giulietta, punti di conti. Sì. Ma una fantasia
che aveva varie ramificazioni, no? Nel corso degli ultimi anni voi pensate invece questa fantasia si è trasformata spesso in questi messaggi al limite, no, della minaccia, questi messaggi cifrati, eccetera. E quindi è proprio cambiata, quasi come uno potesse dire, scusami il parallelismo, no? Una linea editoriale, per quanto non può essere una linea editoriale quella di una curva di uno stadio. Storicamente quello si potrebbe fare uno speciale, tutte le varie fazioni che sono divise, litigato, i Tiger che passano a parte, eccetera. Bisogna smitizzare, io l'ho mitizzato tanto in adolescente, diciamo, lo stadio, cioè è cambiato molto. E l'altra cosa era comunque uno stadio che ti dava un certo ritmo, è quello che Valerio poi da raffinato musicista immediatamente accolto e immediatamente lì, scusate la frase che vi sto per dire, gli suona come una nota stonata, no? Com'è possibile che questa fantasia sia diventata, a volte sono dei messaggi al limite del mafioso, no? E poi questo ritmo si sia una città che tra l'altro vive di ritmo, di contaminazione musicale, ce l'abbiamo nel sangue, è proprio strano. Perché se diciamo lo senti a Bergamo, no? Dici, non ho nulla contro, diciamo. Dici, vabbè, ma quello storicamente, oppure in quegli stadi un po' freddi, no? Cioè, Chievo Verona, dici, tu non ti puoi aspettare, no? Anche se adesso non esiste più per molto meno di quello che ha fatto lui. Però qualcosa è cambiato, è una di quelle forme di umiltà dove bisognerebbe, invece della retorica, l'inferno, cioè, dare non una nuova era, una nuova generazione che di tifosi che anche attraverso poi casomai una sorta di coinvolgimento, non dico referendum, attraverso queste forme moderne di comunicazione che possono essere estremamente... Hai ragione, scelgono la canzone per i gol, è chiaro, si può fare anche questo. Che ci pensi la società? Perché i social possono essere molto virtuosi se utilizzati in modo fantasioso, saggio, educato. Bravissimo. Perché non bisogna adesso, in questo periodo, no, per tutto quello che sta succedendo, e parla la persona, ve lo ripeto, scusa, poi leggi la domanda, quindi veramente meno adatta, no, perché non c'ho Twitter, non lo ripeto sempre, quindi abbastanza refrattario ai social, però ho la serenità di poter dire che come il motorino non è maleducato, e se tu lo guidi in maniera maleducata, che vai contro mano, i social non sono il male assoluto. Ovvio che se determinate persone poi la fanno da padrone, pensate il canale di Valerio, no? Io non voglio manco ringraziare tutti i commenti che avete messo al video, ce ne sono alcuni che mi hanno commosso, perché direte che dai miei occhi ho trasmesso emozione, si va oltre, diciamo, agli apprezzamenti, che carino, però mi sembrava anche un atto di vanità mettere dei ringraziamenti a tutti, però, perché poi sapete, io non metto il mi piace quando c'è il video, però ecco, non si può dire che il canale di Valerio, non quando ci sono io, sempre, quando ci sono io, è un canale che urla, rompe i piatti, ci sono delle cose che non diciamo, che ho visto, mi hanno fatto proprio paura, cioè. Quindi non è vero che non esiste un mondo social costruttivo, educato, fantasioso, di aggregazione, anche fortemente identitario. Allora, quello può essere uno strumento per... non solo per votare la canzone, ma tu pensa che tu puoi creare una base, tu sei un musicista, ti viene in mente, gli aggiungi un pezzo, lo mandi e questo pezzo si viene composto intanto come work in progress sui social, poi ti incontri, lo provi dal vivo con i tamburi, quindi tu hai fatto prima le prove e l'hai assemblato musicalmente. Da Napoli al mondo, puoi sfruttare... Perché tu dici, Valerio sta all'estero, non può contribuire, però gli è piaciuto questa base, ci aggiunge la base di... Ha detto non ci sarò, però vedete, aggiungete questa cosa qua. Ecco, lancio un'altra idea, quindi non demonizziamo così per partito preso una cosa. A prescindere, assolutamente. Rispondo io all'amico Portugal, io mi dimentico sempre il nome, ma fai bene perché per la tua azienda tieni di questo nome qua. Da un amico dal futuro, dopo Garcia potremmo provare Simeone come allenatore e il figlio attaccante titolare, cosa ne pensate? Io rispondo citando Sky. Stipendio lordo di Guardiola 22,4 milioni di euro, stipendio lordo di Don Pablo Simeone 34 milioni di euro, e noi ne diamo uno a Kvara, 1,5, e quando gli si chiede Kvara
candidato al pallone d'oro, quindi tra i migliori 30 giocatori al mondo al momento, De Laurentiis risponde: guarda che c'ha il contratto, ma quale rinnovo? Quindi va bene tu, la filosofia di Simeone, magari cambia la filosofia, il Napoli fa più falli, che già sarebbe impossibile, ma confrontiamoci con le cose possibili, non quelle impossibili. Ma guardate, ve la faccio invece più semplice. Tutto quello che ha detto Valerio è assolutamente vero, quindi è inutile anche sovrappormi e ripeterlo, ho detto, perché si va nello stucchevole. Quindi non è che sto, diciamo, contraddicendo o diciamo sminuendo quello che ha detto Valerio, però proviamo per gioco a un attimo metterlo da parte, per me perciò la premessa. Come se non esistesse il denaro, ci sono questi allenatori che hanno una forza e una progettualità che è totalmente, diciamo, non comprensibile dal calcio italiano ai miei colleghi. Mi ricordo alla sua seconda Coppa UEFA, svariati colleghi lo davano già esonerato. E la cosa carina è che il giorno dopo gli rinnovarono il contratto, eccetera. Non so quante volte è finito il ciclo di Simeone, sono stanchi, è una leggenda. Vabbè. Anche lui probabilmente un giorno andrà via, non è che gli sto facendo come di Lorenzo, eccetera. Però non ve le cito tutte le volte perché potrei citarvi partita per partita, sapete un pochino la mia memoria funziona, no? Quindi pensate, non so quanti anni, credo che in questo momento è l'allenatore in attività che ha la striscia più lunga come Klopp, che l'anno scorso, proprio durante una tua diretta, un amico bellino, forse fuorviato da questi commenti, lo stanno esonerando, e lui fece delle dichiarazioni molto serene. L'anno scorso il Liverpool è andato maluccio, tra l'altro ha mancato la qualificazione, è stato esonerato, è stato messo. Sono allenatori che hanno una progettualità enorme e quindi hanno le chiavi del club, per capirci. Noi abbiamo questa progettualità, non solo parlo De Laurentiis, togliamo un attimo la società, togliamo in mezzo i soldi, ok? Togliamo in mezzo, diciamo, vengono gratis per uno sfizio perché vogliono vincere il Napoli. De Laurentiis si fida e dice: che bello, io per 10 anni, io che voglio i matrimoni lunghi, lui dice sempre cosa qua. Ma noi siamo l'ambiente che dopo una partita Garcia è un imbecille, che dopo quanti anni sono passati? Garcia e 2 stagioni di Spalletti, continuiamo a definire Ottusangolo Gattuso. E questi allenatori, secondo voi, vengono a Napoli? Tolti i soldi che ha detto Valerio, che c'è praticamente metà monte ingaggi nel Napoli. Infatti sì, questa è gente, lo stesso Mourinho, no, che viene criticato, sarà bollito. Mourinho si va a vedere tutte le partite della primavera della Roma, che è in Serie B quella del Napoli, e non abbiamo manco uno stadio, andiamo sempre a Cercola, Frattamaggiore, No, queste cose non vengono dette, no? È bollito, parliamo di persone che hanno una carriera di un alto profilo, e vi voglio ricordare che i pochi allenatori che noi abbiamo avuto di alto profilo sono stati, tra l'altro uno ci ha appena battuto in casa, no? Come sono stati trattati, come degli imbecilli, eccetera. Quindi sicuramente ci sono molti più tifosi che sono in questi anni cresciuti umanamente, intellettivamente e anche sportivamente da essere pronti a fare questo passaggio di qualità. No. E il problema è che una parte dell'ambiente che è rimasto al Napoli di Vinicio, leggenda incredibile, però quando lo cito non è, insomma, Vinicio è solo grande, però basta, cioè il calcio è veramente cambiato e invece noi no. Non viene Simeone a Napoli, ragazzi. Saluto Massimo, devo ricordarmi Massimo il Portogallo. Ti chiedono un giudizio su Nathan. L'amico Mucedil dice: affermando che per me Nathan in impostazione e visione di gioco è superiore a Kim, o meglio lo preferisco, si alza molto, è forte nei passaggi lunghi e anche rasoterra. Ottimo. Come l'hai visto Nathan? In progressione. Però voglio ancora valutarlo presto. Kim, ragazzi, faceva proprio impressione perché aveva una concentrazione che le voci non sono contenti, ma piano. Siamo già diventato un brocco, però noi, tra l'altro, non ci fa che piacere se abbiamo indovinato questo acquisto. No, insomma,
trovate anche il piacere nella progressione dei nostri giocatori. Sì, sicuramente rispetto alla prima prestazione, e tra l'altro aveva il Real Madrid oggi, quindi come valori non sono minimamente commensurabili rispetto alla prima, è migliorato, però. Il paragone con Kim sarà a fine stagione, perché poi fortunatamente, difendeva molto più alto Kim, Sì, e poi questo è il dato che io mi sono conservato sull'impostazione, perché Kim i passaggi aveva la percentuale finale della media del 91% di passaggi riusciti. 80 passaggi a partita sono tantissimi, e quindi tutto passava tra di lui, lasciava, vedi, Rachmani subito dopo a 74, però è da lì che è nato tutto il calcio di Spalletti e tutto il calcio. Quindi se arriva anche a 3/4 di quello che ha fatto Kim, Nathan, più che bene. Comunque ci sta facendo vedere sicuramente una buona personalità. No, dobbiamo valutare delle cose che ci stanno facendo piacere. Questi due ragazzi, perché poi si sono trovati senza la guida, no? Perché poteva essere inserito sia che con Rachmani, eccetera. Tutte e due, quindi una situazione di estrema emergenza, che come diceva Sassonato sono anche giovani, che con grande intelligenza e umiltà, piano piano le prime partite, come si dice, hanno fatto il compitino di nuovo, Cicerone, cose, mamma mia, non ce la faccio più, mamma mia, questo modo di analizzare il calcio. Tu devi valutare quella partita, perché sennò non è, che senso ha? Mica incontri sempre il Real Madrid, quella partita è Lecce, devi battere il Lecce, l'hai battuto 4-0, sì, ma non è il Real Madrid. E intanto non si ragiona così, per me però tutti hanno diritto, attenzione, dal mio punto di vista sbaglierò. Cioè, quel giorno ti hanno dato quella versione è tradotta da 8 devi prendere, punto. Poi cresce la difficoltà è tradotta da 8. Noi diciamo oggi è facile la versione, quindi comunque considerate che ho fatto il classico pure io e ho tradotto Cicerone, Seneca, Cato Maio de Selectute, per dire che no, è un'opera. Oggi l'ho visto, per esempio, Nathan dialogare con i compagni, sbraitare, chiamare delle giocate rispetto alle prime prestazioni dove stava zitto, e bisogna parlare, perché tranne il periodo del Covid noi non sentiamo quello che si dicono, invece il periodo del Covid ci ha fatto sentire di più. Poi tra l'altro Garcia parla poco, ma non so se avete sentito queste settimane, per esempio Paulo Sosa urlava e governava e chiedeva i passaggi molto di più di Gattuso, però gode di una stampa migliore, perché sembrava che solo Gattuso telecomandasse i suoi, eccetera. Quindi, per esempio, una cosa che ho visto oggi, questa maggiore comunicazione, è incominciare anche a prendersi, non dico una leadership, ma a far sentire non sono solo un comprimario, anch'io ho da dire la mia, non solo, diciamo, tatticamente, ma anche come personalità, visto che poi ogni tanto ha giocato con personalità in Napoli, ma che cos'è questa personalità? Poi sono solo termini. Ecco, la personalità si vede anche come tu solo guidi la difesa, come tu reagisci a delle azioni, no? Chiamando un compagno che c'è stato un errore senza colpevolizzarlo. Ho detto, anche in questo ho visto una leggera, sono passi graduali, cioè invece che l'involuzione, una leggera evoluzione. Io preferisco vedermi questi passi progressivi piuttosto che farmi prendere dall'entusiasmo. È fortissimo, poi ti fa un autogol, è una pippa, cioè. Non è Uvini e non è Thiago Silva, sarà Nathan. Sarà. Vocale di Fabio Versatile. Abbraccio come sempre, ottimo video sul Real, pieno di spunti e soprattutto di ricordi, anche se ero piccolino non l'ho vissuto. Per oggi, o meglio stasera, si è fatto un upgrade in quanto abbiamo perso 3-2 anziché 3-1. Ma volevo farti una domanda: Lindstrom-Raspadori, proprio il duo Lindstrom-Raspadori, non credi siano un problema tattico del Napoli? Ok, mi dirai lo dovrà risolvere Garcia, siamo d'accordo, ma non pensi siano stati presi in modo errato, in quanto uno è la copia dell'altro, e mi riferisco a quello che ci hanno fatto vedere fino adesso? Interessante, Guido. A me sembrano due acquisti di affare più che acquisti di campo di quello che ci serviva. Posso dirti che per ora, perché poi saremo contentissimi, penso tu e io, essere smentiti, però si ha questa impressione
che potevano servire altre pedine, e che a volte appunto oggi molti diranno poteva entrare uno. Elmas è entrato bene, e tra l'altro ha fisicità, è uno che va in fondo. Poi Garcia l'ha detto, è uno che siccome non ha paura di rischiare il dribbling e sbagliarlo, sentire San Paolo come mureggia, poteva puntare a prendersi il doppio giallo. E poi tra l'altro ha fatto nulla, perché Cavaliga era già uscito. Tra l'altro proprio voi nel canale, mi sembra anche Fabio mi chiese, ma abbiamo un caso Elmas, e dissi vediamo per esempio se con Real non lo fa entrare, no? Quindi vedi quanto è bello questo senso della community, quando cerchiamo di porci delle domande prima degli altri, però quello che dici tu io lo sposo, c'è questa sensazione. Valutiamo le prime 15-16 giornate, vediamo. Però insomma ricordiamoci che nella partita precedente non ci aveva dimostrato l'Isman di avere questa gamba già in forma rispetto ad altri, no? Rispetto per esempio a Elmas. Però questo equivoco, chiamiamolo così, questo equivoco, questo dubbio, ecco, manco equivoco, questo dubbio tattico per ora c'è. Possiamo, oggi Elmas meglio centrocampo sulle fasce, sono d'accordo quando si è abbassato un pochino. Possiamo mettere un punto secondo te su quello che fu l'acquisto di Raspadori, cioè non era sicurissimo della riuscita immediata di Kvara, uno che si adatta su un pochino tutto il fronte d'attacco come Raspadori poteva essere il piano B. Begon, che è stato sempre sottovalutato a Napoli, intendo il nostro direttore sportivo, ragazzo serissimo, tra l'altro talmente sottovalutato, un altro imbecille, che è talmente imbecille che lavora nel Manchester City. No, quando determinati colleghi bollano, cioè, non penso che Manchester City prenda un imbecille, chiaramente non è Guido. Napoli si fa carriera. Ragazzo di un'educazione incredibile, ma anche il padre, quindi, ma sia prendono una frase. È stato anche un momento di crescita per lui lo diceva, no? Grazie a Napoli ha cominciato a contattare il Bayern Monaco. Però una volta ha raccontato, parla poche volte l'hanno intervistato perché è molto riservato, poi fa parlare il suo lavoro, però quelle poche volte è stato illuminante. E perché ti sto dicendo questo? Perché raccontò che una delle filosofie di De Laurentiis è sempre stata prendiamoli tutti. De Laurentiis, se fate caso, e non parla Guido Gentile, io una volta feci lo speciale con Valerio di tutta la carriera storica degli acquisti estate, inverno, totale. Nonostante certe narrazioni, ha comprato quasi sempre giocatori tendenzialmente giovani ed è molto refrattario agli svincolati parametri genere, in particolare quelli di una certa età, quindi il famoso Ibrahimovic, quindi lui e diceva Bigon che non si spaventava, anzi veramente dice no, prendiamoli tutti perché tanto su 7 giocatori di questi ragazzi abbiamo sbagliato cose, cioè, poi ti esce l'Avezzi eccetera, quindi lui questa predisposizione garibaldina De Laurentiis ce l'ha. Detto non mi preoccupo di aver sbagliato Kvaratskhelia perché io ne prendo 3 e su 3 e tra l'altro li pago, non finti acquisti, cartellini eccetera, ingaggi casomai un Pirlo alla Juve a parametro zero, però gli devi dare quelle somme, cioè. Quindi se tu fai questa considerazione in base alla carriera storica degli acquisti del Napoli, non è tanto campati d'aria come valutazione, perché si sposa esattamente con la filosofia di De Laurentiis, che in questo è molto, chiamalo coraggioso, ha un approccio molto diverso. Poi chiaramente la devi legare anche al fatto dell'altro suo approccio, no? Uno esce, uno entra, e a volte ha causato una certa lentezza, perché poi va visto, se no poi pure io entro in contraddizione nella sua interezza, cioè poi la gestione, e a volte queste cose ci hanno rallentato. Però dobbiamo vedere, e certo sono adesso 2 allenatori che sicuramente per completare riconoscono le qualità non solo tecniche anche umane del ragazzo, ma non riusciamo a trovargli una mattonella definitiva, però gode di una stampa migliore di Elmas, perché mai nessuno dice ma che sa fare Raspadori? Non è né carne né pesce. E poi questa è la considerazione che
io sposo di Giovanni che dice con 4 potenziali ali destre l'unico che poi alla fine crossa dal fondo è il mancino. Quell'azione di Politano quando decide di scompaginare, di andare col piede non suo, che poi risulta quasi sempre la più efficace. Quindi Meno male, sì, oggi per esempio Kvara è mancato, però ragazzi, non so, Real Madrid quando dici che Kvara è mancato perché è andato sempre interno e non è andato una sì, volta no, è mancato sull'esterno. non come Giovanni, ma Kvara è tornato, sta tornando, Sì. Attenzione, l'ho detto in diretta mentre vedevo la partita. Infatti chiuderò con questo messaggio qua. Che tornava, attore che era preoccupato. Però insomma Real Madrid sa che quelle azioni sono quelle più pericolose e quindi sceglie quale azione meno pericolosa per se stessa ti vuole concedere. Quindi non è manco facilissimo, detto, riuscire ad andare sul fondo con Real Madrid. Vediamo per esempio la Fiorentina che ha fatto una vittoria strana col Cagliari, perché anche Cagliari poteva segnare. Oggi mi ha fatto vedere l'XG per dire, vedi, il Napoli ha segnato di nuovo più o meno quello che poteva segnare, e la cosa preoccupante, vedete oggi quello che ci è costato qualche punto all'inizio del campionato, abbiamo concesso di più di quello che non l'XG, con una percentuale realizzativa molto alta, soprattutto quello che io vi dissi, in campo europeo tu devi essere bravissimo a ottimizzare, non hai tante azioni da gioco, e oggi tra l'altro noi abbiamo prodotto anche più, però abbiamo concesso il 67% di realizzazione al Real Madrid e perciò hai perso. Non te lo puoi permettere. No, Guido, nel salutarci, perché sento un buon profumino onestamente, Lindstrom secondo te lo vedremo con la Fiorentina, partita delicata di cui ci stavi cominciando a parlare? non penso dal primo minuto, perché il Napoli non può perdere proprio più punti. Io pensavo di far riposare Kvara, però è un'idea mia folle che... No, figurati, io poi non ho nulla contro nessuno nella vita, perché non sono ideologico, ho abbandonato ormai un certo tipo di impostazione alla vita quando ho visto che certe cose erano solo fuffa, per dire, quindi poi figurati se sono sul calcio. No, penso, posso sbagliare. Poi lo so che molti piacciono, non dall'inizio. Un paio di cambi ci saranno. Io sono molto più curioso rispetto a tutti voi, detto, invece di vedere Cagliusto, questo giocatore. Non dico che mi aspetto, come dire, però sono curioso di vedere se migliora, perché ha una buona fisicità, sembra che comincia a tenere il campo e soprattutto in un ruolo dove è importante far rifiatare uno dei due tra Lobo. Esatto, tu mi dici uno dei due, al posto di chi lo vorresti vedere? Abbiamo prima? visto che lo sta facendo entrare al posto di Lobotka, abbiamo Esatto. visto. Quindi Perché significa come... che ha delle qualità, diciamo, quantomeno di ordine geometrico a centrocampo, se lo fa entrare al posto di Lobotka, perché Garcia non è assolutamente l'imbecille che vi hanno descritto. Poi lo vedremo, però insomma, siccome adesso si è verificato pur per pochi minuti, e come ti dicevo, quando molto più di Livingstone, poi vedremo. Con la Fiorentina dobbiamo far bene. Poi ragazzi, dipende sempre da come si mette una gara, perché tu stai vincendo 4-0, sono cambi più facili da fare, tu stai perdendo 1-2, non ti puoi permettere esperimenti, stai lì sul filo, devi per forza vincere, quindi chiaramente ci sarà un piano gara, c'è un piano, vedranno i test atletici, chi ha bisogno di fermarsi di più, di meno, perché poi tra l'altro ci sono tutta una serie adesso di dati molto precisi che vengono analizzati dallo staff medico, dai fisioterapisti, dall'allenatore, col computer e tutto, quindi che ovviamente noi non sappiamo, però ci piace fare i giochi a cavolo delle formazioni. Quindi, però vediamo adesso quanto spazio ha nelle rotazioni. Il Napoli davanti, perché non dimentichiamo Gaetano che ha ribadito, diciamo, la estrema qualità dei suoi compagni di davanti, ha detto erano dei manziani, lo sono anche quest'anno, però a lui ha detto io mi sento sfronto quest'anno per rosicchiare dei minuti, c'è anche Gaetano.
2 partite in Serie A, già te ne 2 gol. Guido. Mi rendo conto, scusa Valerio, che questo è secondo me l'effetto, scusa Valerio se ti ho interrotto, della stampa, perché lo stanno guardando, l'acquisto più costoso, l'acquisto tanto vi hanno fatto la capa tanta, giusto per io poi sono molto legato al campionato, oppure, che è il famoso per distacco dell'anno scorso, giusto che poi adesso si è conclusa la giornata. L'Inter ha già festa 6 punti più dell'anno scorso e Napoli 3 in meno, significa che in 7 partite l'Inter ci ha recuperato 9 punti. Quindi io direi di abbandonare un certo tipo di narrazione e guardare senza nessun preconcetto nel bene e nel male lo svolgimento di una nazione. È vero che è un acquisto costoso, eccetera, eccetera, ma questo non significa nulla. Non bisogna mettere nel senso nulla, nel senso che non è che l'allenatore è obbligato se non da tutti i spifferi di società eccetera, però non è quello. L'anno scorso l'acquisto più costoso del Milan è andato malissimo, quest'anno gioca nell'Atalanta, per dire, è stato una delle ragioni del defestramento di Maldini. Allora non è quello una condizione necessaria e sufficiente a garantirti l'estrema qualità del suo rendimento nella stagione. Spero adesso così di essere più preciso, però si sta facendo questa pressione psicologica che noi ci abbiamo guadagnato rispetto a Lozano, perché però non lo si dice, però ci abbiamo guadagnato, quindi la gente è convinta che è più forte, è l'acquisto più costoso di tutto, che non è vero, l'Inter l'ha fatto quello più costoso, e quindi la gente è di nuovo convinta, siccome è più costoso, ci abbiamo guadagnato rispetto a Lozano, è forte, deve giocare guardiamolo. Invece guardiamolo e godiamocelo nel bene e nel male. Scopriamo che è nata l'acquisto migliore. Godiamo che Madden sa battere le punizioni, per dirti, no? Che piano piano prende carisma e le punizioni non le fa, poi dice fate una bella, mette all'incrocio le pali, la volta dopo gliela fanno battere a lui, per dire. Non sarà il nuovo Thiago Silva, ma scopriamo che ha un piede fatale, tipo intanto Cruz è il nostro difensore Mancino. Quindi, ma queste cose no, quindi anche il gusto, io questa cosa odio il termine predico sempre, preferisco i suggerimenti, quindi preferisco un umile suggerimento, vi suggerisco anche di godervi le cose inaspettate che la partita e la stagione ci possono offrire, perché tanto le narrazioni sono abbastanza granitiche, sono sempre gli stessi argomenti, sempre le stesse frasi, eccetera, che poi non avvengono, no? Quindi uno si dovrebbe essere anche scocciato, no? Quindi invece abbiamo la curiosità di scoprire cose nuove. Detto, le cose nuove a volte portano, come dice Tom Hanks, che oggi si è arrabbiato perché l'intelligenza artificiale, che dice in Castaway, no? Che bisogna avere ottimismo perché il mare ti può portare anche un pezzo di plastica che te lo trasforma in una vela che ti permette di superare la barriera corallina. E con questo saluto vi auguro una buona notte, ringrazio Valerio, le amiche Bellini e gli amici Bellini per la vostra pazienza, e come tu mi hai permesso prima di salutare tutti quelli che mettono gli infissi, tutte le ditte che si realizzano infissi di spiffe d'inverno, sono molto fastidiosi anche negli spogliatoi, Valerio. C'è sempre il recondito. Guido Gentile, piano sequenza. Io ringrazio tutti voi amici Bellini, tra l'altro io con degli infissi migliori, poi non si sentirebbero i rumori, sono combattuto per quanto sotto questo punto di vista. Kvara che si ferma in campo e parla con Bellingham, ne avete parlato, come si dice sempre, il vero riconosce il vero, in questo caso direi il fenomeno riconosce il fenomeno. Bene, io sono veramente rimasto, cioè già avevo visto highlights e cose varie, ma Bellingham sono veramente l'impatto che mi ha dato Alan quando ho visto i numeri della continuità. Bellingham me l'ha dato subito, la giovane età è qualcosa di incredibile. Tantissimi altri messaggi interessanti come sempre, Valentina, Fabio, il Gigione, il G-Call. Purtroppo i gameplay non posso selezionare la squadra con l'amichevole finché eFootball non aggiunge tutte le squadre di Serie A. Devo risolvere, anche a me piace, mi divertivo tantissimo a farlo, a qualcuno non piaceva e a qualcuno piace caldo, caro Salvatore. L'unico, io ti potrei rispondere polemicamente, l'unico fuori luogo sei tu, ma noi ci guardiamo nell'anima e ti dico semplicemente ti sei collegato troppo tardi, non c'è nessuna atmosfera triste, ti obbligo
altrimenti non tornare più. Ti obbligo a tornare dietro e ti guardi la live dall'inizio e vedrai una serenità, una capacità di analisi da parte della community e la soddisfazione da parte mia, da parte di Guido e da parte di tutta la community per quello che il Napoli ha fatto in miglioramento, in fase di miglioramento. Quindi io vi abbraccio, vi saluto, attenzione alla live, all'outro della live, la sigla. E in effetti, mo che torna Rachmani, chi toglie? Io tolgo Ostigard, onestamente. Poi, però quello segna.